mi potevi spezzare una gamba. Che vai dicendo, cammine? Ma va te la parte di mano ci stanno pochi, va. Va bene mamma, che ma vedi. Ma come mi benedetti Dio, dico io vado camminando una giornata intera per vedere dove mi posso guadagnare qualche cosa di soldo. E chi lo piazza l'assassino? Chi lo carico, poverino? Sono 3 giorni, come 3 giorni che non vuole lavorare. Niente, non vuole prendere la scopa in mano, hai capito? Hai così che i compagni suoi hanno fatto lo sciopero e lui per essere solitario deve fare lo sciopero anche lui. Ma vedete un po', vedete? Ecco qua. Adesso l'ho trovato nel caffè. Sì. Che stavo parlando con chi là di qua. Ma gli affranchi sfaticati con voi. Non ti pigliavo. Perché là di qua va gli affranchi. E sono tutti per le vicine. Poi come neanche stamattina tu mi dai qualche cosa di soldi per fare la spesa. Io come faccio con Marami? Ditemi voi come faccio? Non gliel'avessi mai detto. Se mi sa Luca che mi pareva un pazzo. Hai detto vattene a casa, altrimenti la rabbia che tengo me la scondo con te, hai capito? Carmenella amici vuol pazienza. Ogni casa deve avere la sua croce. Sta croce mia con Marami non la voglio buttare più. Ecco qua. Io voglio lasciare. No signor, vi siete marito e moglie. Io me ne voglio. Ma ieri se non era per me che mi guadagnavo 500 lire, come avessi voluto prego, ma avessimo fatto per mangiare. Ma io non capisco. Tu prima guadagnavi 600, 700 e qualche volta anche 1000 lire al giorno. Come mai mo guadagni così poco? Come mai? Perché i signori le sedie di paglia non le vogliono più. Non signore, si comprano tutte quelle sedie belle, sapete, con tutti i fonnelli giallo, verde, rosso, con tutti i tubi tubolari, là, lucente. Si chiamano le sedie allecchine. Così Signor, sì signore, come non hanno più che fare, non hanno più che inventare per farci morire di fame. Ma a me non mi importa. Non mi interessa con Marami, perché mi sono sposata io. Si capisce. E ti sa non so. Che non pensa io. Se no non è che sto vaccino è buono. Ecco qua. Ci vuol pazienza, con la pazienza si arriva a tutto. La pazienza. Come? Io vi volevo dire una cosa, scusate tanto. Che cosa gli interessa poi a vostro fratello di mettersi in mezzo a certi fatti? Quali fatti? Mi ha detto mio marito che ieri a vostro fratello l'hanno fatta presidente. Presidente? Signor, sì, signor. Ma fa meraviglia. Il Dio sapeva che tiene in capo. Forse si l'hanno fatto presidente perché sa leggere e scrivere in un poco. Oh, vero, dici che non sapessi leggere e non sapessi scrivere, che facessi a fatica, altrimenti qui la miseria ci rovina più di quanto non ci ha rovinato. Quella adesso è andata dal sindaco che l'ha mandata a chiamare. Quando torna glielo dico. Sì, ha aiutato il sindaco, Gesù Giuseppe Sant'Anna e Maria. Gli ha dato sì, mi è arrivato il sindaco, il presidente. Sì. Oh, come... Galio! Sfaticato! Quanti che dico io? Ci rimane un bigliasco per poi a sfaticare. Io ti aspetto in capo a scopo. A così io sempre faccio finire. Hai capito? Hai capito? A Luca fa, chi lo manda ti sente? Perciò a Luca con Masi, chi non mi sente, chi non mi guarda? Un ciondone. La passano la passa. Ma arricchita, che mo dice mamma andò figlia. E volete pigliare per forza. Che già poi, ma mangi, si sa tanto quando mi sta stretto. Volete mangiare con me, con me? Grazie. Sauri? Ma io non tengo appetito. Volete voi? Ma che è? Un po' che pane col formaggio, ho fatto una sedolina a una bambina, la mamma mi ha dato 150 lire e mi ha giocato un po' che pane e formaggio. Mamma, si sa. Non poco, tanto per l'assaggiare. Io si accomoda. Tieni. No, tu me lo stai spezzato voi, pa' moreddi. Grazie. Grazie, come? È saporita. Un po' che formaggio, come la posso piacere. Che non se n'è venuto a bere. Grazie. Grazie, siete molto gentile, grazie. A compararti quando ne fa fame, La verità non tengo troppo appetito, però pane e formaggio mi piace. Mangiate con buona salute. Come sentite, scusate che sono un po' che cazzo dice. Volevo spiegare una cosa.
Ma quel fratello vostro, quello che veniva a trovare l'anno scorso, non l'ho visto più. Chi, Alfonso? Alfonso si chiama? Sì, quello sta a Napoli, sta a servizio di un tenore. E ogni tanto, poverino, la verità, come faccio mano? 5-6 mila lire a volte, 10.000 lire. Il mese scorso Vincenzo, mio fratello, gli scrisse che io stavo malata. E lui ci mandò 20.000 lire. Ho capito. E se no come faccio a rirmi, bella mia, saremmo arrivati. Hai ragione. Ma senti tu con me? Sì. Ma com'è che questa notte voi siete stati sempre qua fuori? Ma perché? Perché? Fino a giorno, come era Ma mia. ti sei trovato qualcosa? No. E perché? Sto stanca morto, sto in piedi per miracolo. Ma perché? Perché abbiamo dovuto cedere i nostri 2 lettini a un fratello e una sorella che ci sono venuti a trovare. E hanno dormito qua? Già. E perché? Perché? Perché non avevano dove andare. Perché... Perché? Come? Ti racconto tutto fatto. Ma per carità, qua si tratta di un guaio brutto e pericoloso. Amore, dico, ma che sono fatte una bambina, dici? Questo fratello e questa sorella che stanno in casa mia sono i figli di una signora dove io sono stata tanti anni a servire come governante, la marchesa Capasso. Non la conosco. Che poi conosci? No, non è ambiente mio. Il giovane ieri sera ha fatto questione con un suo amico di Portici. Prima si sono pigliati a schiaffi, poi hanno cacciato le rivoltelle, lui è stato più svelto che ha sparato. E la Cix? Non sappiamo niente. Là per là si mise dentro a nudarsi insieme con la sorella e se ne vennero qua. Lei che poteva fare? Ne poteva mai mettere in mezzo alla strada? Era quasi mezzanotte. Il povero giovane teneva la faccia bianca come la carta e la sorella tremava come una foglia. Mi fecero tanta pena, comare mia, e tanta pena che non puoi credere. Io me l'ho quasi cresciuta. Hai ragione, ma stai d'accordo per la questura, va visto la compromessa? Come no? Anzi, aspetta un momento, va, voglio vedere un po' che stanno facendo. Signori, uscite un poco qua fuori, venite, pigliate una boccata d'aria. Venite, non c'è nessuno, non c'è pericolo di niente. Venite, non vi preoccupate. Grazie. Niente. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Vi giuro che ve ne sarò grato per tutta la vita. Niente, figlio mio. Ho commesso l'ultima sciocchezza della mia esistenza. Ma non decida così, può darsi che tutto sta giusto. Già, non è possibile, più ci penso e più vedo che è una rovina per me. Ma come è successa la disgrazia? Come? No, ma con Marami potete parlare, e lei zitti e bocca. L'altro giorno venni a Portici e mia sorella Amelia per fare visita a un nostro zio vecchio e malato. Zio ricchissimo, ma avaro all'eccesso. Questo nostro zio non ha nessuno. In casa ci sta solamente un amministratore che si occupa di tutto. È uno che mio zio tiene da molti anni. Uno di quei tipi che riescono a insinuarsi nella vita di un uomo fino al punto di imporre la propria volontà e fare il proprio comodo. Con questo tipo io ho fatto sempre degli affarucci di interesse. Lui, di nascosto di mio zio, mi prestava delle somme e io poco per volta gliele scontavo passandogli gli interessi. Con questo sistema eravamo arrivati a circa 2 milioni e mezzo. Mamma mia, 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo. Sembra salire. Ieri al giorno io gli dissi se mi poteva prestare ancora una piccola somma. Questo disgraziato non mi dette il tempo nemmeno di parlare, si mise a gridare come un pazzo. Tu sei uno scombinato, un giocatore, e chi gioca non può permettersi il lusso di prendere degli impegni precisi. Ma hai chiesto i soldi per commettermi una truffa. Mio zio era in camera sua e per fortuna dormiva e non sentì niente. Meno male. In quel momento che potevo fare? Con una santa prudenza non risposi nemmeno una parola e me ne andai. Ieri sera io ero con mia sorella Amelia e l'incontrammo qua all'angolo della strada. Mi dovete credere, mi sentii salire il sangue agli occhi. Lo avvicinai e gli dissi: ma come? Tu fai il signore con i soldi di quel povero vecchio malato e ti permetti di chiamare truffatore me? Ma ricordati che il tuo dominio è finito. Immediatamente vado da mio zio e glielo dico che ti pigli i soldi dalla cassaforte e li dai in giro con l'interesse. Ci sono proprio buoni. Feci bene. A queste parole riprese la rivoltella dicendo: non avrai tempo di farlo. Amelia strillava, io mi sentii avvilito. Con una mossa svelta riuscii a disarmarlo, mi impossessai della rivoltella e sparai. Che cosa accadde in quel momento non ve lo so dire. Si piegò in due e cadde a terra ferito. Immediatamente presi mia sorella mezza svenuta, la misi in un tassì e venni qui da voi, Raffaele, unica persona che ci ha voluti sempre bene. Che guaio, figlio mio, che guaio. Ma come fai? Potevo vi sparare a mio marito, mi faceva una statua parola, mi faceva. Ma che vai dicendo? Io non mi metto paura per me, ma per quella povera Amelia che resta sola. Ma perché non la mandate dall'altra sorella vostra, la signora Laura? Per carità, quella è una superba che non ci ha mai potuti soffrire. Dopo sposate, partii col marito senza farci sapere più niente. E come si fa? A dove che la povera figlia? Raffaele, vado in piazza, torno tra poco. State d'accordo? No, state tranquillo, non vi preoccupate. Voglio sentire che si dice sul fatto. Venite presto, non mi fate sta copa. Torno su, mi raccomando Amelia. d'accordo. Amelia va raccomando. Ma venite presto.
capito Giovino? Venite addoiate! Che guai, ma... Gesù, ma che bello guaglione, che peccato, guardate, mi fa proprio una cosa rindallare. Se fa qualche cosa per l'aiutare, uno che può fare con Maramì. Chi lo ma si trova in mezzo a sti impicci? E non sape manco come. Gesù, ma guardate un po'. Benedetti Dio, benedetti. Come alzate pazienza, Ma che in un momento rinde va a dare un po' la spicciata a quella camera. Ma vedi che stamattina l'ho lasciato che mi sembrava la torre di Babè. Va, fai fatti. Gesù, ma quante cose, quanti disgrazie, tutti sti giornali. Ecco. Ma ne leggete voi come? Come no? A me qualche volta da donna mi dice tutte queste cose, Sì. tutti questi sparatori, tutte queste accessitorie, tutte queste alluvioni. Ma quante cose, cara mia, ma quante disgrazie, quante disgrazie. E a chi lo disgraziatore mi dice non spara a chi lo nessuno l'accina a chi non l'ha. Ma quello è un servizio che fa che ce lo faccio io. Non signore. Senza arma, sì, che lo vanno a notte, come hai da vedere come dorma bene. Come dormo rosa, così, Guarda. cavo capo. Pare che ma come può fare? Come può fare dormire così con questi guai? Tu senza fatica, senza un soldo in da casa, con una carraggia mi fa venire. E mai da credere, non basti, mi voglio proprio il mio testo, tu eri in canna alla fuga, a zindolio. Vai carcerare. Ma come la mia, non ce la faccio, ci ho provato, ma non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma io so che il già fa, come la mia, chi lo dorme così. Cavo capello, e con la mia notte che sto venendo, piglio lo bruzzo, le sai, c'è ciò mai. E tanto fanno sempre che sto ramando. Ma dacci, che non lo fanno. Quella donna permette che mi assetto un poco. Prego, signor, accomodate. Mi dispiace offrirmi un bicchiere d'acqua, ardo dalla sete. Mi dispiace, signor, ma acqua non ne abbiamo. Come non avete acqua? Ce l'abbiamo, ma non esce. Come non esce? È perché mio nipote ha tolto rubinetti e ha tagliato il cannone e piombo. E che ne ha fatto? Ne ha fatto maccheroni, pasta e fagioli. Come fa la pasta e fagioli con rubinetti e cannone più, stai dicendo? Signor, se l'è venduto. Ma mo si è aspettato, aveva che pigliare un bel bicchiere d'acqua fresca alla fontanella là. Grazie, sei troppo. Permettete. Prego. Conte, accomodatevi. Grazie, Prego, grazie. prego. È inutile, colonnello, io vi conosco troppo bene, guardate, il vostro umore pessimo denunzia un fatto ben più grave di quello che volete farmi credere. Sì, capisco, va bene, avete litigato col vostro amministratore, vero? Ma di liti con lui ne avete sempre avuti, scusate. Ma come fate a giustificare la corsa in macchina che mi avete fatto fare? Una cosa impressionante, caro colonnello. A me mi si è squagliato il sangue in corpo, caro. Io non so quante galline avete ammazzato. Ed è stato un vero miracolo se non avete investito 2 o 3 persone. La corsa mi ebrio. Io se vado in macchina e non No, corro no. ho l'impressione di andare presso un funerale. No, c'è sta qualche cosa di più grave. Credete che io non ho sentito la frase che avete detto quando stavate investendo quel pescivendolo? Avete detto seri tutti, schiacciavo come un verme. Chi doveva essere questo tu? E perché doveva essere schiacciato come un verme? Conte, Eh? Conte, io sono una caldaia, una corazzata sotto pressione. E lo vede? La caldaia, una corazzata deve avere la sua valvola di sicurezza. La mia valvola di sicurezza siete voi. Io? Io se non parlo esplodo, scoppio. No, per amore del cielo, parlate, che state? So che posso fidarmi di voi. Fidatevi pure, dove? Sentite di quale offesa sono stato vittima. Voi? Sì. Appena tornato a Napoli, dopo 2 anni e mezzo che ci mancava, Sì? vado ad abitare con mia moglie alla riviera di Chiaia in un grazioso pianterreno mobiliato. Voi conoscete la casa mia? Sì, no? la casa attuale, dove Sì. state voi, come no? Vi ricordate quel magnifico salotto che affaccia Sì, sul molto giardino? bello, aspito, importante. Beh, una sera per fare una sorpresa, mia moglie invece di entrare per il palazzo passai per il giardino. Cavalcai la finestra. Trovo la stanza al buio. La segnalata stanza, oscura. La stanza, oscura. E man mano che entravo sentivo il suono di un pianoforte. Allora pensai, beh, mia moglie starà vedendo la televisione. Finalmente entro nel salotto, vide che suonava, e un giovanotto appoggiato al pianoforte che cantava. Allora mi scagliai, ma quel vigliacco più svelto di me spense la luce e scappai. Io volevo correre a piedi, inciampai al tappeto caretta, mi alzai immediatamente e lo raggiunsi che stava scavalcando la finestra. La afferrai come occasione, ma la stoffa, essendo di pessima qualità, si stracciai. E io rimanette questa pezza a mano. Questa vecchia, fatemi vedere. Vedi, vedi.
Mia moglie dallo spavento cadde svenuta e si mise a letto per 7 giorni senza fiatare, senza aprire bocca. Roba di pessima qualità, naturalmente. Roba estiva, roba E leggera. la signora non si è discolpata? Stamattina, finalmente, dopo le mie insistenze. Ho capito. Che io sto torturando, Povera Marchese. Sì, mia povera Marchese mi ha detto che era un giovane tenore che le fu presentato da un nobile amico di famiglia e che lo stava facendo sentire la romanza della Lucia. Vabbè, allora va da soddisfazione. Soddisfazione. Più, Allora perché spense la luce? Perché scappò dalla finestra? È questo che vorrei sapere. Lo so. Io sono stato in tutti i teatri lirici per fare questa pezza, Vero. tutti li ho fatti. Nessuno mi ha saputo dire niente. Oh, sentite, io vi consiglierei di non insistere su questo argomento perché voi rischiate di diventare ridicolo. Beh, ridicolo, Si capisce, abbiate pazienza, voi andate girando per tutti i teatri con sta pezza a mano. Mi pare che- Donna Laura, vostra moglie, guardate, ha un animo delicato come lo stelo di un ciclamino, una lieve ebbrezza la fa vibrare. Guardate pure che lei, non so, si sente offesa di questo vostro sospetto. Dite sospetto. Lasciatela in pace. Giorno verrà che lei stessa magari sentirà il bisogno di svelare l'enigma e vedete che vi dico, quel giorno voi al contatto della verità direte Gesù. Ma questo era tutto e io mi sono logorato il fegato per questa futilità. Ma io quando so offesso? Guardate come parlate, sapete? Lo direte voi quel giorno, io non ho detto niente, io non A ho me mi è parlato. sembrato di sentire. No, previsione, non ci fate caso. E adesso naturalmente i vostri rapporti sono sempre tesi. Guerra fredda, capirete che non potendo stabilire la verità io non posso vendicarmi come dico io. Ce la volete vendicare? Sì, racconto sua ipocrisia. Sì, stamattina per esempio mi ha detto, senti, Cocco. Già, perché quando vuole qualche cosa mi chiama Cocco. Fammi il piacere, vai a Portici da mia zia e chiedi se ha notizie di mia sorella Amelia, che sono 2 anni che non la vedo. Sì. Il mio fratello Eugenio non te ne interessare, è stato sempre uno scapestrato, un ragazzo che ha sciupato molto denaro al gioco. Sì. Beh, io sono stato al palazzo, no? Sì, dove c'era tutta quella Una gente. folla enorme. Già, dicevano che ieri sera l'amministratore del vecchio era stato ferito. Precisamente. È Ho chiesto di parlare con lo zio, mi hanno detto che non riceveva nessuno perché stava poco bene. Potevate dire, io sono il marito della marchesa, a nipote. Se l'ho detto, io sono il colonnello Fercola. Non Non mi hanno fatto passare. vanno da Oriente. Niente. Ecco servito. Tra le altre cose, guardate, state Grazie. facendo una continuazione a bere acqua, sempre acqua da stamattina. Questo per fare male, tutte ste acque, sapete? Grazie. Prego. A voi buona donna? Per carità, signor, per un bicchiere d'acqua. No, sì, Grazie, eccellenza. Prego, prego. Volete bere ancora? No, no, grazie. Volete niente di più? No, no, non voglio niente più. Una cosa sola vorrei. Vorrei trovare quell'idiota per dargli la lezione che si merita. Colonnello, Ma io lo trovo. vabbè, lo troveremo. Ah, io lo trovo. Tanto faccio, tanto. Calmate, lo troviamo, in santa pace. No, abbiate pazienza, lo facciamo. Rafili, Eugenio dove sta? Ha detto che arrivava un momento all'angolo e tornava. Signori, io non state così, non vi disperate, lasciate fuggire. Ma come posso stare diversamente? Stanotte non ho potuto dormire, l'ho passata in bianco. Ma mettiti nei miei panni, senza madre, senza padre, senza nessuno. Solo un fratello mi era rimasto. E dopo il fatto che è successo ieri sera, forse lo perde pure. Perciò, dove vado? Chi mi rimane? Come, dove andate? Chi vi rimane? Ma perché forse la filina vostra è morta? Forse che la femmina che aveva visto quando tenevo 7 anni non esiste più. Signori, ricordatevi che ci sta a raggio sempre che pensa a raggio a voi, come una mamma può pensare alla figlia. Grazie, Rafilina mia, tu sei sempre tanto buona con me. E io ti assicuro che da oggi in poi ti tratterò come una seconda madre. Ti ricordi? Ti ricordi come stavamo allegre quando tu stavi in casa nostra? Quante risate, che allegria. Specialmente quando ci veniva a trovare tuo nipote Luigino, Era tanto buono. Ci teneva allegre tutta la giornata. Io allora ero proprio una piccina. E io sempre che venivamo portava una bambola, ti ricordi? Come? Chi le facevisse? Ce l'avevi imparato mio fratello Vincenzo che allora teneva a bottega e bazar. Io volevo tanto bene a Luigino, tanto bene che non può credere. E quando mi veniva a trovare, io ballavo, cantavo, dalla contentezza, senza sapere perché. Poi morì mia madre, tu lasciasti la mia casa e Fernetto tutto cosa. E quanta disgrazia ci passate allora, signorina mia. Mio marito è morto durante la guerra.
Mio fratello Vincenzo aveva chiuso il bazar per fallimento e mo vedete ci troviamo qua alloggiati in da questo sottoscala dove si paga una miseria al mese e per tirare avanti la vita Vincenzo e Luigina si hanno avuto a mettere a fare scopatori. E scopature? Beh, che volete fare? Signorina mia, quando si lavora per mangiare niente fa vergogna a questo mondo. Ah, questo è certo, sì. Che volete fare? Salutiamo, Nara Fè. Buongiorno. Che Vincenzo non ci sta? No, non è tornata ancora. E questo chi È è? un altro scopatore. Andiamo dentro, non voglio stare qua fuori. Avviatevi, adesso vengo pure io. Nara Fè. Chi è quella bardascia? È la figlia di una signora dove io sono stata tanti anni a servire. E che è venuta a fare? Dai maricela a te? No. Avessimo raccontato a te? Oh. E allora che tu manda a fare? Beh, che si trova Non bene. l'ha vista tanto tempo e mi è venuta a trovare, vabbè? Una domanda Ah. ho fatto, che si trova bene. Ma che tu oggi nemmeno sei uscita a scopare? Si capisce? Abbiamo fatto il sciopero. Ma è da fatica, facete quello che hai da fare. Con questa miseria che c'è, quello pensano a fare il sciopero. Perché questo non tiene a blues? Si intende, ce l'abbiamo lavato tutti quanti. Quando si fa il sciopero, gli indumenti di lavoro si arravogliano e si tengono a portata di mano pronto per l'uso. Se il sindaco acconsente a quello che noi vogliamo, ci rimettiamo un'altra volta. E se no rimaniamo così, sciabrati. Ma facete quello che hai da fare, sentite a me perché fate peggio. Facciamo peggio. E poverino. Intanto sapete che vi dico? Che stamattina un sindaco, avendo trovato le strade sporche, ha mandato a chiamare a Don Vincenzo che sarebbe il nostro presidente. Il presidente. Poi che viene sappiamo quello che ha combinato. È stato frisco, non vi Siamo incaricate. Gli ha da faticare, sentite a me perché è non peggio. Con intendete? questa miseria che ci sta, quello pensa a fare il sciopero. Oggi cucinate come si deve, tutto a posto, tutto a posto. Tutto sistemato. Hai parlato così? Sì, ho parlato, Che, ho parlato, ho parlato. che cosa hai ottenuto? Che ho ottenuto? Mangiare casa gratis e d'estate ci manda in montagna e in villeggiatura. Ma stai pazziando? Cioè, che può ottenere? Una cosettina l'abbiamo Insomma, l'abbiamo ottenuto, una cosetta. Luigina, potemi, è stato allegro, che se non fosse. Ridi un poco, ridi. Noi anche per questo non possiamo avere bene. Adesso volete dire che è colpa mia, eh? E dite pure che sono di cattivi auguri e così ne parliamo meglio. Che c'entra cattivo auguri, che significa? Non si dice nemmeno per scherzi. Ma uomo allegro il cielo aiuta. Giusto, giusto. Ma da dove mi deve venire questa allegria? Non l'ho capita io. Sei innamorato. Quello è innamorato. E con l'amore entra la tristezza e la malinconia. No, se vi sbagliate. Io so benissimo qual è la mia situazione e non sono il tipo di fare il passo più lungo della gamba. Allora aveva ragione si Vincenzo. Il passo è troppo lungo ma la coscia la tiene corta. La tengo corta, la tengo loco, non ci racconta nessuno, Pasquale, non fa Non ti piglia conto, non ti piglia conto. Ricordati che a questo mondo niente è impossibile. Può darsi che la ruota cambia, che sacci, cambia, gira in un altro verso. E se io riesco, dica assai, a fare un capitaluccio di un 350-400.000 lire, questo mi serve. 350-400.000 lire, ma meglio 400. Sarebbe meglio 400. Che faccio vedere che zumba facciamo, arriviamo alla coppa. Sì, voi dite sempre così, ma quando lo facciamo sto zumbo? Io ho le mani d'oro, io tengo le mani d'oro. E se riesco a impiantare un'altra volta il laboratorio di giocattoli che c'avevo prima, ti faccio vedere che sono capace di costruire per la gioia dell'infanzia dei bambini. Giocattoli fatti a mano, con la fantasia e il criterio del costruttore, non la roba fatta in serie, la roba. Io tengo tutti i disegni che mi lasciò la buonanima di mio nonno. Simone che imbriacone, un policinello che ti spinge la carretta e fa con la testa così, cicchignacchi in da bottiglia, tutte le giocattoli fatte a mano, capisci? Non la roba ordinaria. Zivici, i giocattoli che fate voi non si usano più. Ecco, i bambini con i giocattoli vostri non vogliono giocare. Tanto è vero che faceste voi fallimento. Quella la denigrazione comincia in casa dai parenti, figurati come. Ma che ne sai tu, che sei giovane e non sai niente? Il fallimento io lo feci perché durante la guerra mancava la materia prima, tu capisci? La materia prima mancava, la richiesta aumentava. Come la facevo la concorrenza alla Germania? Come facevo? Solo che mano attaccate, mi mangiava le mani. Così fosse scemo, volevo fare la concorrenza alla Germania. La Germania fa paura. Non vi mettete in urto con la Germania, perché gli vuol fare? Sei pazzo, io dico nel mio piccolo, la concorrenza nel mio piccolo, perché la gente da me avrebbe comprato i giocattoli. Voglio dire per la concorrenza che tutta questa valanga di giocattoli fatti in serie che manda la Germania e adesso ci si è messo anche il Giappone pure. Quella là non ne parlavo, là poi la manodopera costa proprio niente.
I giapponesi mettono a lavorare là un pugno di riso. Un pugno di riso. Hai capito? Mangiano un pugno di riso e lavorano tutta la giornata e quindi la manodopera costa niente. E io lo dissi a mia sorella, facciamo la prova con un pugno di riso. A scala mia la sera una fame, ma una cosa, non potevo dormire, mi giravo dentro le... Ma come fanno i giapponesi? Io non ho capito. Come fanno? Sono abituato. Sono abituati, io lo so, forse non deve essere neanche vero. Chiese, come si campa con me? Invece voglio dire che tutta questa valanga di giocattoli non vale la quarta parte di un giocattolo costruito a mano da me. E sa che c'è un ritorno all'antica. L'infanzia lo desidera un giocattolo singolare, un giocattolo fatto con la fantasia, differente da tutti gli altri, in modo che quando la comprate è sicuro che un altro ragazzo non lo trova in un altro negozio. Che sia la situazione. E poi, per dirmi, a me mi piace parlare con il denaro in mano. A me mi piace tenere il denaro in mano senza parlare. È innamorata, è innamorata. Sei innamorata? Pasqua, chiama gli amici, va. Sì. Il cielo c'è riunione, devo fare grande comunicazione urgente. Sta in mezzo alla via, Falla venire subito. Oh! Illustrissimo Don Vincenzino! Cara Carmela, Bentornato! ben trovato. Serva vostra! Padrona mia, che? Se ci dovete dare qualche comando, noi siamo qui per servirvi. Ma che significa questo parlare caricato? Che vuol dire questo donno? Oh, per carità, per carità! Adesso a voi vi spetta il don e tutta la rinquadratura personale. Oggi voi non siete più il Don Vincenzino di una volta, no. Oggi voi siete il presidente degli scopatori. Carmela, tu è inutile che fai caricature, sono presidente e me ne vanto. E tu fatti i fatti tu. Signor sì. Bravo, distanza. Ha giocato Don Viciosa. Ha giocato. Che? Però Tu sei donna. io mi faccio pure le fatte a mio marito, hai Sta a capito? posto, tu Hai capito che sono 3 giorni, e 3 giorni, che è un po' faticato. Questo affare che non non può vuoi. faticare tutto Questo te lo piange tu e per causa tua madre. toia, perché là di quattro mangia franco con me te. No, Ma guardate che i compagni miei non sono magna I compagni miei non sono magna franca. La strada bella sta. E non me ne approfittate perché sono femmina, perché le femmine dormono un giorno e vista, vi scassa il capo a tutto quanto. Ma tu a me la capo non mi No, da scassa, non mi scassa. Perché io non ti appartengo e mi faccio i fatti miei. E lo stesso ti rispondo pure per i compagni miei. Tu puoi rompere la testa a tuo marito, le altre teste le lasciai in pace, che c'è? Ah sì, avanzalo per Stamattina alle 10:30. Stamattina alle 10:30. Avendo avuto la... Ma come si parla? Carmine, hai finito il passeggio? È finito? Vai tu, avanti, cammino, vattene dentro, va. non me ne vai via! Non me ne vai via! Ah, ce l'ha contato qualcuno! Non me ne vai! Carmine, ti ho detto tante volte, non mi rispondere così. Carmine, mi fai fuoco! È un po' fonte incaricato. La cosa non finisce più, io so. Quando stasera facciamo i conti? Stasera io sono vedova! Brava! Buona, sì! È che ci sono gli amici! Che ci sono gli amici! Si può parlare! Invece ci facciamo, si viene a caccia passano! Dunque stamattina alle... Stamattina alle 10. La conosci proprio tu, mamma. Hai capito? Non devi parlare, dai, mamma. Hai capito? Sei capace quando stai?
Passano anni. Stamattina alle 10:30 il sindaco mi ha mandato a chiamare. Avendo avuto la chiamata del sindaco, io non mi potevo presentare con i vestiti da lavoro di tutti i giorni. Mi sono messo il meglio che c'avevo, sciupati, insomma, mi ha intonato però. Stai bene? Ho aspettato una mezz'oretta, poi finalmente si è aperta la porta dello studio suo e ho sentito che ha detto vicino all'uscita: fate entrare il presidente. Oh presidente delle scopature, Dio che bello presidente. È peggio. Dunque, l'usciere si è affacciato e ha detto: presidente, siete. Non si fa andare avanti, la conosci? La conosci? Ma tocca la carica. Ci mo dice a me. Oh presidente. Gesù. Ma se quello non la finisci io non vado. Vabbè, sei contento, Andiamo a parlare un'altra volta. Sto vicino alla casa mia, Che dobbiamo dare soddisfazione a lei? Non l'ho capito. Ah, ci pazienza, scusa. Quello è un ignorante che non capisce niente. Non capisci che si tratta del miglioramento della classe, che ci è andato bene anche voi? Tanto alfabetico che proprio. Sono entrato, mi sono tolto il cappello e ho aspettato naturalmente che parlava prima lui. Dopo un poco lui mi ha guardato e diceva: come ti chiami tu? Io mi chiamo Vincenzo Fiorillo, ai vostri comandi. Sei tu? Dico, sì signore, dico, sono io, bravo. Dice che avete composto una canzone intitolata I Scopatori. Dico una canzone, eccellenza. La canzone, l'inno dei Scopatori. Bravo. L'inno. L'ho composto io e la musica ce l'ho messo col fischio. Quando non abbiamo niente da fare, la sera, durante il riposo, la cantiamo per ammazzare il tempo così. Dice bravo, mi fa piacere, dice ma non mi interessa. Io voglio sapere. Dice perché vi siete tolto le bluse 3 giorni fa e non siete usciti a lavorare? Allora io con una bella maniera, ho fatto un passettino avanti, mi sono presentato dolcemente, dico signorì, Pulito Matino. Ha detto signorì, noi pertanto non siamo usciti perché se ben vi rammentate 6 mesi fa ci avete promesso un aumento, questo benedetto aumento poi è rimasto lettera morta, non l'abbiamo avuto più. A Napoli a pochi chilometri i spazzini pigliano 1.300 lire al giorno e sono tutti svogliati, magari noi poi che abbiamo buona volontà, siamo giovani, vogliamo lavorare e dobbiamo avere 800 lire al giorno, non c'è guida. Dico noi vogliamo lavorare, chi dice il contrario, ma pensate che ognuno di noi tiene famiglia, chi tiene la moglie, chi tiene parenti a carico, bambini, la vecchia, la nonna, i bambini, come si ha da fare? Come potiamo? Io proprio così ho detto, eccellenza, come potiamo? Tirare avanti con questa paga, è impossibile. Sai, poi la politica, capito, la diplomazia, mi sono avvicinato e dico se poi assolutamente non ci volete aumentare, eccellenza, noi per voi che stimiamo e vogliamo bene, vogliamo bene perché siete amati in paese, noi usciamo, noi lavoriamo, noi ci ammazziamo pure sotto la fatica per far piacere a vostra eccellenza. Allora, visto come fosse rimasto impressionato delle mie parole, tutto insieme, così risoluto, ha pigliato il campanile. E t'ha menato in faccia. Il campanile in faccia, presidente. Ma noi non appicciavamo il municipio. Ha pigliato il campanile, suonato, dice, uscire, dite al mio segretario che venisse immediatamente qua. Poi siamo andati da parte mia, andate a lavorare, andate, mettetevi le bluse e di ai compagni tuoi che se uscite subito, da domani in poi, dice da domani in poi, invece di 800 lire, prendi la responsabilità, riunisco il consiglio, sono responsabile io, vi faccio corrispondere 805 lire. Ma 805 5 lire d'aumento.
Ho detto, eccellenza, ma come 5 lire? Non ho finito nemmeno di dire, ho detto, eccellenza, C, sono arrivato a C. Ma quello si è alzato come un demonio. Vuoi comunità a me? Basta! Io mi sono stancato di questa amministrazione. E chi lo vuole cotto, chi lo vuole crudo, ma anche voi. Non c'è sta la lira, non volete capire? Questo volevo dire. Quando c'è una lira, tiratura, c'è sta mezzo, che faccio? Divento denaro, che faccio? Se poi non siete contenti nemmeno uscite, io vi licenzio a tutti quanti. Sono chiacchiere, compadre. Vi licenzio a tutti quanti, i spazzini li faccio venire da Milano. Ma fate vedere il telegramma. C'ho il telegramma della richiesta che ho fatto, io non potevo leggere la lontana, ma certo potevo dire una cosa per un'altra. Ci vedo pronto a vostra richiesta 24 spazzini che arrivano immediatamente per via aerea con scopa automatica. Non sarebbe, che si intende? Com'è scopa automatica? A lei, alla fiera. Dice che è una scopa nuova, a Milano hanno fatto una scopa nuova, che c'è? È una scopa nuova che alla fiera, questo non è di legno, ma ha spiegato, dice questo non è di legno, è di plastica. È di plastica, leggero, che non si lavora, proprio appena tutto leggero. Questo poi è un materiale che speciale, misterioso, è tutto bucato, ogni filo di questo è bucato, tutto qua, è forato che va in corrispondenza col manica. E che si scopre, si toglie l'immondizia, poi qua sopra c'è un bottone, si spinge, esce una sostanza che smacchia la strada. Hai capito, non dormo la notte, questo è Milano, Io per me come presidente vi posso consigliare di riprendere il lavoro, sennò a me sastra. Io per me direi cerchiamo di avere almeno 50 lire da un Sentite a me, io per me dico è meglio che non ci torniamo sopra. Proprio così, se no perdiamo Filippo ed il paniere. Piuttosto così, una cosa essenziale. I 3 giorni di sciopero che abbiamo fatto ce li danno, ce li pagano. 3 per 8, 24, 2400 lire. I 2400 è stata la prima cosa, che eccellenza, non ci fate perdere questi denari, noi teniamo famiglia, come dice va bene, dice vi vengo incontro, no, vi vengo incontro. Dice l'aumento quanto è stato? Dice 5 lire, sono 3 giorni di paga, 2400 lire, vuol dire che le scontate a 5 lire al giorno, quando avete scontato le 2400 lire entra l'aumento. Ma com'è? Insomma, io come presidente questa parola che mi impegnavo a farvi accettare, non credo che volete fare una capacità. Chi vuole andare a lavorare, mettetevi a posto, chi vuole andare a lavorare si accontenta dell'aumento, alzarsi a scuola. Bugliaria, non ci faccio. Approvato all'unanimità. Come pare che la può fornire? Silenzio per la strada. Ordine e disciplina, andiamo a ringraziare il sindaco dell'aumento che ci ha fatto. Mi raccomando, ordine. Siamo gli eroi della ragazza, forse il vento e il sole impazza, ma è stanchezza, sposta terza, questo braccio. Facita, ma parla. Sentite che sta parlando con la bocca, fatemi sentire. Scusate, conoscete Vincenzo Fiorillo? Sono io Vincenzo. Buongiorno, io vengo da Napoli, faccio la stiratrice e conosco vostro fratello cugino perché portava a stirare le camicie. Alfonso, sì. E siccome io dovevo venire a Portici per far visita a una sorella mia maritata, vostro cugino mi ha cercato il favore di venirvi a parlare. Ho capito.
Dice che gli avete mandato una lettera cercandogli qualcosa di denaro. Sto proprio con l'acqua alla gola, se no non lo avrebbe infastidito. Me lo ha detto, infatti. Dunque il tenore, il padrone suo, ieri sera fece l'ultima recita al San Carlo e stamattina è partito per Genova. E naturalmente si è portato dietro pure vostro fratello. Se capisci, quello è il cameriere del tenore. Sì. Il tenore avanti, il cameriere appresso. Per forza, come no. Allora Alfonso vi ha mandato questa lettera e questo pacco. Sì, scusami, tengo in coperta perché... Prego. Abbiate pazienza. Grazie tanto, siete molto gentili. Grazie tanto. Come vi chiamate? Teresina Cannella. Io vi ringrazio assai del favore. Oh, ma niente, per carità, tanto Grazie non è tanto. stato un fastidio per Mi me. dispiace che vi siete infastiditi. No, assolutamente, a Portici dovevo venire. Volete niente da Napoli? Se vedete, mio fratello me lo ringraziate tanto. È partito per Genova, come ve lo solito. Ora è partito. Beh, se avete bisogno di qualche cosa... No, grazie, tanto c'è mia sorella. Qualunque cosa, io qua presiedo. Grazie. Grazie, signori, grazie. Così chi è? Mio fratello Alfonso, sì. Sì, Alfonso. Se ricordate, povero. Certamente mi ha mandato una 10.000 lire. Una cosa. Sarà un bell'anno, poi... Ora fratello mio, sai, io delle... vabbè. Neanche lui sta nell'abbondanza, capisci? Fatica purissima, fatica. Bisogna apprezzare di Cameriere, quello scopo una vita. Ma... Bisogna apprezzare, è bello quando una fratello che sono in siamo famiglia. legati, diciamo, ci faccio dire male, scusa. E che ne faccio? Mo io piglio il tuo padrone di casa. No, sicuro una cosa, sembra una cosa. No, alle volte si ingollano dentro, sai, con la busta, scopo è finito lo sciopero. Ci facessi. Alzi i piedi, sì. Mi caro comunque. Non c'era niente. Leggete, sì, può darsi che vi dici qualche Non so spirito. come sto combinato. Se ti manda per posto, non ha voluto affidarla a una persona strana. Voglio, mo ce ne andiamo quando... Cagaitte mio fratello. Caro Vincenzo, caro Vincenzo. Carici caro Vincenzo, caro Vincenzo. Tu mi hai mandato, tu mi hai mandato a cercare qualche... Come? A cercare qualche cosa di denaro. Tu mi hai mandato a cercare qualche cosa di denaro. Ma mai ti faccio sapere, mai. Mo fa sapere. Tu mi hai mandato a cercare qualcosa di denaro. Mai ma io ti faccio sapere che mi trovo allora il tuo all'ultimo c'era l'apostolo, non l'avevo all'ultimo grado della disperazione. Anche lui mi ha fatto. I debiti mi sono salati fino alla gola, mi sono saliti fino alla gola. Ha scritto in tedesco. Ci facessi dire sto cappello.
F-O-F-O, R-T-U-T, Fortu, N-A-N-A, Fortunata, Fortunata, M, Fortunatamente, N-T-E, fortunatamente. Fortunatamente vado a Genova con il mio padrone. Vado a Genova, a Genova, vado a Genova con il mio padrone, il quale è stato scortecato là. È stato scortecato là. Oh, povero. Non può essere. Non può essere. C'è qualche operazione. Ah, sì. Ah, certo. È stato scortecato, carici, là. Scritturato. È stato scritturato là per 2 mesi. Per 2 mesi. Per 2 mesi. Forse in chiesa è stato scritturato per queste messe cantate. Ah, sì, quello canta, sì. Quelle cante, tenore. Per 2 messe solamente, va bene. Già, forse a San Pietro. No, quella a Genova non c'è sta a San Pietro. Deve essere a Roma per San Pietro, ma se ne stava a Napoli un altro giorno. I creditori mi facevano la palla. La pelle. Quindi ho dovuto per forza partire con lui nel pacchetto. Non ci pensa non è chiaro. Quindi ho dovuto per forza partire con lui nel pacchetto. E guardi tuo pacchetto. Aspetta, sarà qualche treno speciale. Poi c'è sta la Freccia del Sud. Il treno del Sole, questo è il treno pacchetto. Dai per lui nel pacchetto, col treno pacchetto. Che ti consegnerà Teresina, la stiratrice? Domandici, che ti consegnerà? Che ti consegnerà Teresina, la stiratrice? I sacci come consegni? Perché c'ho domanda a lui. Ma era tuo pacchetto. Se ne capì. Quindi ho dovuto per forza partire con lui. Non ci stava fermato qua. Non ci mi stava fermato. Quindi ho dovuto per forza partire con lui. Basta. Nel pacchetto che ti consegnerà Teresina, la stiratrice, troverai 3 oggetti che mi furono regalati dal mio padrone. E che io non me ne sono servita appunto per mandarla a te. È che io non me ne sono servita appunto per mandarla a te. È che io non me ne sono servita appunto per mandarla a te. Non scherzate, ti sto surando una camicia. Lo so, Tu te li potrai vendere, ne potrai ricavare una moneta. Appena arrivata a Genova ti scriverò baciami Rafiline e credemi tu affezionatissimo Affonso. Ha giusurato una camicia. Lo prendo. Così ha detto 3 oggetti. 3 oggetti. Fossero 3 oggetti d'oro avvolti in un panno. Oh, il pacco è grande, com'è? Tante volte non fa capire alla ragazza, hai capito? Luca Zu. Oh, guarda là, vicino. Ci manca mezza cosa. Questo è un bel regalo, questo. Eccolo qua. E chi suo tenore è stato morsicato da qualche cane arrabbiato. Ma la Duca Zu. Ma quello è mio fratello si può divertire, tu capisci? Quello manda una giovane da Napoli fino a qua per mi mandare un cazzone. E queste se rivendete non ne prendete nemmeno 500 lire. Aspetti, c'è stesso qualche cosa nelle tasche. Già.
E che le dice, sai, lui se le misura, se misura i calzoni. Ma perché è capace? che le non ti parla, sì. Una volta mi fece trovare 1000 lire dentro un cappello. Allora è facile. Dice la prima cosa, uno mette La le prima mani- cosa, uno sai, dice, Mette le mani da le mani da sai. Dice lui se le misura, va per mettere le mani in tasca. E andavano lì. Lo sapevo. Una carta di 10.000 lire. Sì. Sì. Mi fa piacere. Anche più, saranno 2 carte o da 5 o da 10. Che sono piegate diverse volte. 20.000. Natali. No. Ma è domenica, lanciamo domenica, non abbiamo né possibile. Come si fa? Così, non è possibile. Ci vuole troppo. E non stai mai. Vita mia, anima mia, cuore mio. È una lettera amorosa. So cose. Già come si trova là che Io sai. Ma che ne fai così? E chi sono vecchio pure, vabbè, sempre sono buono per il lavoro. Mettete là sopra, va. La mattina, va. Voglio un genere. Andiamo. A due, silenzio per la strada, ordine e disciplina, non infastidite le donne, è vero? Ordine. Peppe. Siamo gli eroi della ramazza, forse venga il sole in passa. Carità, aiutate, stanno arrivando i guardie, ho saputo che vogliono perquisire casa vostra. Io ve l'avevo detto, non è un cieco, l'avevo detto. Aspettata. Signorino. Ma tu Che è stato? Andate dentro la casa di Carmenello, per salire alla stanzetta di sopra, non scendete. Non è un cieco. Andate in camera mia, qua in da cameretta mia, spogliate, vestite, camicie, cravatte, tutto, buttate dentro la cisterna. Voglio, avevamo un pantalone alla datelo un camice, una blu, non te ne fate mettere vicino alla finestra a fare calza. Io non metto paura, ma prego. Stazzi, non piangere. No, non ti mettere paura, non piangere che ti piglia a schiaffo. No, io non piango, però io non metto paura, mi sono sta. Buongiorno. Salve. La questura è venuta a sapere che quel tale Eugenio Capasso, che ieri sera ha sparato 2 colpi di rivoltella a Portici, sta da queste parti. Sì, l'hanno visto entrare qua e stamattina lo hanno visto nei dintorni. Sì. Di la verità, di dove sta nascosto, se no ti puoi compromettere seriamente. Io sì, mi comprometto. Come mi comprometti? Non ne so niente. Come? Non hai visto un giovane con un vestito chiaro, una cravatta a righe? No, un giovane con un vestito chiaro, una cravatta. Mi guardate in un modo come se io fosse colpevole. Sapete, quando uno è innocente, si vede, guardate, è vero, è interrogata, allora dici, vuoi vedere che poi va, insomma, succede, capisci? Insomma, non l'hai visto? No, non l'ho visto, sì. In casa tua chi ci sta? Sì, ma chi c'ha da stare? Ci stanno tutti i miei amici, Spazzini. Spazzini? Sì, signori, ci siamo riuniti per decidere di riprendere il lavoro e andare a ringraziare il sindaco dell'aumento che ci ha fatto. Viva il sindaco! Viva il signor sindaco! Viva il sindaco! Al municipio facciamo così. Dentro non c'è nessuno più. Ci dividiamo, ci mettiamo metà da una parte. A voi, venite con me. Facciamo un andiamo a vivere Bravi signore, siamo a una mezza bottiglia di vino. mettiamo a gridare viva il sindaco! Eugenio, dove sta a casa? Grazie bene, pensate a voi, pensate a voi. È tutto quello che ti posso dare, ti raccomando. Figli, Vincenzo, grazie. Scendete a cavolo, pago parere. Lei è solitario, non c'è nessuno. È andato. È andato. Ma dove è arrivato? Un anello di brillante. Ma la donna Eugenio, per un pantalone, tu capisci, questo vale più di 200-300 mila lire. Si capisce. Frato mio che possa essere benedetto. Voglio inno degli scopatori. Peppere. Siamo gli eroi della
la ramazza, forse il vento e il sole in pasa, mai stanchezza, spossarizza, questo braccio proverà, pa, il sindaco è contento, ma deve stare attento, se non ci dà l'aumento, il braccio sai che fa, sciopero, a tutto danza, perché in sostanza s'acaba già. Sciopero della ramazza che sulla piazza si spezzerà. Reparto corazzato! Buongiorno, va bene? Grazie assai. Mica fammi un piacere. Chiamami a Luigino, allora, in cielo si mi va a portare sta tazza di caffè. È mezz'ora che ce l'ha già ordinata. Sì, come no, ti servo subito. Gesù, e chi ce l'ho? Solo. Luigi! Donna Carmenella sta aspettando un caffè, fambre! Volete niente più? Niente più, grazie assai. Non c'è di che, figurate. Ecco, servita a donna Carmenella. Luigi, ma pensavo che l'avevi scordato, scusate. Eh già, mi dimenticavo di portare il caffè a voi. È stato perché per voi ci dovevo mettere tutta l'attenzione per fare un caffè speciale e degno della persona che lo deve assorbire. E l'alice ce l'hai messa? Mi sono dimenticato, scusate. Ma scusa, tu il cameriere così non lo puoi fare. Per fare il cameriere uno deve essere esperto e si deve ricordare di quelle che deve fare. Lo so, avete ragione. Ma non è stata colpa mia. Allora avete sentito quel rumore di tazze rotte? Beh. Sono stato io, capicenere dopo bandone, ho scassato 6 tazze, una bottiglia e una zuccheriera di porcellana. Regolarmente il proprietario ha assegnato e se non rompo niente più, alla fine del mese mi entrerà la terza parte dello stipendio che prendo. Quando mi dispiace, guarda. E quando piglio un mese? Ma già pigliavi che 15.000 lire al mese, non mi facete manco pensare. Cosa ci volete fare? Donna Carmenella, perché non facete i numeri? 6 e tazze, 71 a terra e 15.000 lire al mese che figlia Luigi. Sì, mica avesse a essere pazza. Perché voi vi trovate in un momento di fortuna. Sì, ferro. Secondo me il ferro si batte quando è caldo. Mi dispiace, caro mio, perché chi ha avuto la fortuna di pigliare un terno di 900.000 lire, come è capitato a me, non deve più giocare. Altrimenti sai che succede? Che uno i soldi della vincita li dà al governo un'altra volta. Eppure avete ragione. Per grazie a Dio, dice, siamo messi questo bello commercio di frutto, la donna è svelta e sa quello che deve fare. Non ci manca niente, stiamo in grado di Dio, ma servita, donna Carmenella. Grazie assai. Se il caffè lo volete riscaldare un'altra volta, non fate complimenti. Sta bene così, grazie. Avete altri comandi? No. Io ne ho conosciuti delinquenti, ma come quello nessuno. Sa, quello fa il numero 1. Le voglio, l'ho preso, grazie. Scommette che state parlando del padrone? State parlando del padrone di casa nostra? Proprio così, il vostro padrone di casa. Che ha detto? E che ha detto? Luigi ha detto che non ne vuole sapere. Hai capito? Ha detto che se per tutto oggi non riceve le 75.000 lire dei 3 mensili arretrati e le 3.500 lire delle spese che ha fatto, vi manda sequestro e sfratto. Ma guardatelo un po'. Fermane, vieni un po' questo bottone. Gente deve esistere sulla faccia della terra. Guardate che razza di 3 giorni che te l'ho detto. Io proprio sulla strada a Vicenza con donna Raffaele, che andavano anche loro a fare un altro tentativo. Ma non c'è niente da fare, con quello non c'è niente da fare. Senti Luigi, voi dovete ascoltare il consiglio che vi ho dato io. Dovete sfrattare la bottega e la camera sopra e dovete portare tutti i mobili in casa mia. Hai capito? Ci dovete rimanere solamente il letto, perché il letto è insequestrabile, hai capito? Di modo che quando è domani mattina che vengono gli uscieri, fanno il verbale
e se ne vanno un'altra volta. Ben fatto, proprio così. E ce l'avete detto, zio Vincenzo? Come non ce l'ho detto, ce l'ho detto. E che ha detto? È d'accordo con me. Ci fa quest'altro tentativo, se il padrone di casa proprio non ne vuole sapere, stanotte lo sfratto lo facciamo noi. Ti piace il viaggio? Beh, sì. È venuto. Ah, mo ci sta ancora un altro fatto. C'è un altro fatto. A mezzogiorno c'è la causa di Don Eugenio. Oh, vera? Non mi preoccupate. Ci sono molte probabilità che se ne esce libero e franco. Sì. Già. Perché l'avvocato prima di tutto ha detto che il ferito è guarito entro i 15 giorni. Meno male, va. E che poi Don Eugenio sparò, sì signore, ma con la legittima difesa. Ah, no, con revolvere. Perché tu non capisci niente, ma come si può fare? Si difese legittimamente. Io mi credevo che era una nuova arma. Ma un'arma non Ah, se non lo condannano, non ha proprio un piacere, si capisce? Sì, giovane. io ho preso l'appuntamento col compare Vincenzi per andare in tribunale. Tu che puoi fare? Vuoi venire? Ma come voglio venire oggi, dice? E allora preparati, sbrigati, muoviti. Aspetta, tutti i gesti, come Me la vedo io che voglio un non cammino. la mamma! Dovessi venire pure io. Per me vieni, ma col palazzo come fai? E ci lascia a mamma un momento. Sì. Ma ci fa capire. Totò, vengo pure io. Adesso vado a chiedere il permesso al proprietario. Senti Luigi, te lo dà? O me lo dà o me lo prendo. Come sarebbe? Tanto alla fine del mese niente devo avere, capito? Ah, allora sei a posto, che devi trovare? Ma guardate, da cane Don Cesare. Scusate, ma voi avete torto. Sì, ma non è possibile che una signora, insomma una dama, una nobile come la vostra rispettabilissima consorte possa essere trattata così militarmente come ha trattata voi? Ma si capisce che dovete stare sempre in urto, è chiaro? Ma voi sembra regolare che da 6 mesi io non ho potuto sapere chi era quell'imbecille che cantava quella sera. Ma se ve l'ho detto tante volte, era un giovane tenore che lo stava facendo sentire un pezzemo psico che andate trovando. Ma vedendo me perché spense la luce? Perché è scappato dalla finestra? Non so, forse per vergogna, per timidezza in quel momento si confuse e scappò via. Tenete presente sto giovane tenore, quest'animo di artista che sta cantando così in penombra. Sarà per la finestra tra chi stu cane e corse. No, state dicendo. Voglio dire, nel buio non ha visto un animale, un uomo, chi è? Insomma, stiamo scappando. Chi è? Abbiate pazienza, fra noi nobili succede spesso. Ah, sì? Eppure nessuno ci fa caso. E questo è fa. Sono inezie, piccolezze della nobiltà, non ci si bada. E io ci vado. Per me non sono inezie, sono insulti. O mi dice chi era quella carogna, come si chiamava e perché scappò dalla finestra? O faremo sempre questione. Io non la faccio seguire. Bene, ma pensate alla nobiltà della sua famiglia. Ma che mi interessa della nobiltà sua? Per lei è nobile, io sono stato un militare onesto. E voi volete mettere un militare come un nobile, è un'altra cosa. Ma voi capite che ogni qualvolta io esco dal palazzo, un guardaporta mi guarda sott'occhio e si mette a ridere? Si capisce, siete voi che vi mettete in queste condizioni. Sì. lo stivo fatto, non si sapeva e la gente non rideva. E io non sono il tipo di stare zitto. E allora sopportatevi un guardaporta che ride. Vabbè. Cameriere? Prendiamo qualche cosa piuttosto, cameriere. C'è del cognac? Come no, signore? Portatene un poco di cognac. 2? Sì, 2 bicchierini, abbiate pazienza. Sedete, colonnello, sedete pure. Carogni. Mi si avesse in mano, mi mangiarei a morte. Siete sembra una cosa, però. Da 6 mesi sto girando con sta pezza in da sabbia. Da 6 mesi. Ma possibile. Come si dice, finché c'è vita c'è speranza. C'è speranza, sì, ma non vi pigliate Ecco, collo. servito. La vita è fatta per viverla, ci pigliamo collo, chi ci vuol fare? Sì. Brindiamoci sopra, beviamo, facciamo queste cose. Evviva! Salute! Evviva! Chi è? Che c'è? Vai via! Oh, cameriere, sta a posto tu. Avete detto prendiamo, signorina. Io brindavo qui. Colonnello, servitevi, se no qua. Salute. Salute. Ogni giorno ne bevo una bottiglia per dimenticare. È vero? Ma non ci sta niente da fare. No. Ah, niente, il pensiero va sempre là. È come un'idea fissa. Qui ce l'ho. Qui l'idea, qui. E quello là stanno le idee fisse, là si sono fissate. E non ce la faccio, si sono fissate le idee. Fissate. Caro colonnello, vi assicuro che siete un gran bel tipo. No, tipo bello siete voi. Io? Sì, perché vorrei sapere che cosa fareste nella mia situazione. Che cosa farei? Sì. Ma io ve lo dico subito, io cercherei di rintracciare quel giovane tenore
lo inviterei a colazione a casa mia e nel pomeriggio lo pregherei di farmi sentire pure a me un pezzo di musica. Lo pregheresti? E questo è il fatto. Invece la penso diversamente. Va bene, non vi alterate, non pigliate collo. Stasera ci divertiremo a casa vostra. La Marchesa ha fatto diversi inviti. Senza dirmi niente, capite? Vabbè. Prepara un ricevimento senza interpellare prima il marito. Non interpellare il marito. E o marito? Sì, dico il marito. Permettete che ve lo dica, voi siete un marito pesantone, abbiate pazienza, ma fatela vivere questa donna che ha tutto un gran mondo, questa donna piena di fascino. Fatela vivere un po'. Ieri sera mi disse che stasera ci sarà la duchessa Spina. Sì, il marchese Cavicchio. Ah, marchesa Stanza, voi scherzate? Io per me non ne guarda mai. No, fate male, guardate, fate malissimo, perché quella non è gente da non essere guardata in faccia, sono dei nobili che onorano la vostra casa. Conte, Conte! lo sapete che mi state scucciando abbastantemente? Io non ho bisogno di nobili per farmi onore. Io sono troppo conosciuto. E i nobili, ne no. Adesso. Sì. Vi prego di non alterarvi con me, di non alzare la voce. Non sono abituato ad essere trattato così. Tra le altre cose tenete una voce così sgradevole, è una cosa incredibile. Io sono il conte Falda e io sono un nobile. Quando una persona esorta dai limiti, sapete che cosa faccio? La lascio e me ne vado. Ecco quello che fa. Me ne vado. E io gli cicciere me ne sei andato, sa? Perché se stavi un altro poco qua con te buono ti pigliavo a calci. Guarda quello che mi succede. Mira Nurca e limoncello, che bella cosa. Signor, guardate che bella cosa, guardate che arance, sono verace di Palermo, c'è il zucchero dentro, signori, senza complimenti, volete assaggiare? No. Ve l'apro uno, ve lo spacco? No, non aprire perché non mi interessa. Come volete, non ne parliamo. Magnarrino limone, magnarrino. Vieni qua, dimmi una cosa. Come andate, signor? Sei ammogliato? Sì, signore, da 14 anni. E vai d'accordo con tua moglie? Beh, d'accordo proprio. Insomma, ci vogliamo bene, ecco. E tua moglie fa le cose a testa sua? Oppure aspetta prima il permesso da te? Non ci capite, signore. Ecco, mi spiego. Se tua moglie vuol fare una cosa qualunque, non so, una compra, una gita, poi a trovare un'amica, cerca prima il permesso a te. Oh, si capisce, signore, ma che scherzate? In casa mia, signore, non si muove una spilla se non si domanda prima a me. Già. Perché tu sei il marito. È naturale, il marito. Sei quello che deve avere l'ultima parola su tutto. Su tutto. Perché un vero marito così fa il vero marito. È così. Invece non manca proprio niente. Signore, ma che è? Signore, che è tutta so? No, c'ho la bocca amara. Allora ve l'apro l'arancia, ci vuole? Non aprire, non dai che c'è, mi dai già dici. Vabbè, a bocca amara mi credi. E dimmi un'altra cosa. Dite. A tua moglie la fai divertire qualche volta? Signore, quando andiamo tempo. Noi non possiamo, noi dobbiamo pensare al lavoro. Però se qualche volta vuole andare a un teatro, a un cinematografo, io ce l'accompagno, ecco. Che accordo, che sentimento. Come ti chiami? La donna a servirvi. Senti Totò. Dite. Io questa sera do un ricevimento a casa mia. Sì. Vuoi venire tu e tua moglie? Ma lo pare, signore, per noi sarebbe una gioia, un onore. Ma noi non siamo provvisti di vestiti di signori. Non ti preoccupare, tu come vieni, io non ci Va bene, signori, se voi non ci tenete, siete contenti, è tutt'altra cosa. Guarda, ti presenterai con questo mio biglietto da visita. Grazie tanto, signori. Aspetta, mo te ne vengono 3 o 4. E che ne faccio, 3 o 4? Amici ne hai? Io? Avete voglia, signore. E porta a casa mia, Tutti gli amici miei a casa voi. Non me ne incaricate, ci pensa io. Allora Grazie, signore. Carmone, quante cambia? Che bella manzata che ci fa. Andiamo a Cameriere? Vengo. Quanto pago? 300, signor. 300. Per questo nobile se l'è squagliata, Chi è? Il conte. Ah, quel signore che stava... Quello che stava seduto là. Quello è un signore? Sì. Ah, si vede, quelli signori così fa, quelli non pagano mai. Mai. Sempre gli altri. Perché sono invitati. Sono invitato. Il resto è per te. Ah, grazie, sì. Grazie. Grazie. Dimmi una cosa, Giovanotto, sei libero questa sera?
Sì, stasera sì, c'è di turno un altro cameriere, sì signore. Vuoi venire a casa mia? C'è un ricevimento. Si devono servire in fresco? No. Tu vieni come invitato. Io? Tu vieni per ballare, per spassare. Scherzate. E sì. troverai anche il fruttivendolo con la moglie. Tu li conosci, no? Ah, Totò? Sì. Sì, come no? Vedrai che passerai una serata deliziosa. E sai pure che la passa la serata bella? Chi? Mia moglie? Sì. Ti assicuro che avervi in casa sarà una vera festa per lei, sì. Basta che siete contenti voi e la signora vostra, figuratevi, noi... Sì. Solo il fatto che io non sono solo, capito? Ah no? E no, io ho la famiglia, ho zia Raffaella, zio Vincenzo, una signorina che conosciamo noi. E tu portasi la Felisi, Vicenza, la signorina che conosci tu? Posso portare? Mi fai piacere. Grazie, signorina, grazie. Piuttosto non ho più biglietti da visita. Come faccio, signorina? Non conosco nessuno, No, come ti vengo? Mi ha dato poco dai porti. Sì. Adesso vado prima in banca a fare un prelevamento, poi vai a casa, pigli i bigliettini e te porti. Mi dispiace che vi disturbate. No, io ci tengo che tu venga a casa, Grazie, sai. no. Ti divertirai, parlerai con la tua fidanzata. Eppure mia moglie. Sì. Sarà così contenta avervi attorno a lei. Sì. E che soddisfazione, voglio che stasera. Grazie, vi sta ad essere miso scemo però, sto signore. Buongiorno. È un tipo. Uè, buongiorno, che hai portato di trovare le stirate? E ci stanno pure 3 camicie del padrone. Portala dentro, vai, tanto non c'è neanche la moglie. Oh, vero? Ah, così mi faccio una bella aranciata. Poi le faccio 4 cerimonie e non ce la pava. State accorti che quello è vizioso e te ne in mano longa. E che io in mano non ne tengo. Lo scherzo fino a un certo punto. Vabbè. E tu non vieni? Ma che modo pigli paura? Vai dentro, vai, io sto qua fuori, se succede qualche cosa tu grida e io trasa. Non c'è bisogno, io so come regolarmi. Vabbè. State buono, va? State buono, ma sembra così che i nervi che tenga via. Sì. Mamma mia. Beh, Niente. È stato tutti inutili. La parte salire al quinto piano. Pietà si ricordi, ma non ha voluto fare carta in nessuna maniera, non ha voluto sentire ragione. Dico vecchia va. E quando è brutto, e che si è fatta a Ma tu tieni la capa tosta. Io te l'ho detto, facciamo un buco nell'acqua. così, ma non avete potuto fare proprio niente. Irremovibile. Stasera, se non portate i soldi, domani mattina sequestro. L'ordinanza è già pronta. Sequestro, dormite tranquilli, vi mando il sequestro. Ha fatto pure lo spiritoso. Vabbè, così non vi preoccupate. Tanto noi stasera i mobili e il salvamo. Salviamo i mobili. Perché leviamo tutte cose e portiamo in coppa a casa di Totò. Ma tu ci hai parlato con il padrone locale? Hai parlato? Ho già parlato, sì, ma non decide sti cose, vado a parlare con che cosa? Tu sei timido, Ma mi sembra mai possibile che quelli mi può anticipare 60-70 mila lire? Ma come? Con 15.000 lire al mese che mi dà? Si scontano come si sconto? Sì, ha già fatto parte che la morte, ha già fatto. E poi ci stavo pure cercando. Il fatto che inavvertitamente ci scassate 6 tazze, una bottiglia e una zuccheria. Ecco. Quando la sorte si accanisce, quando il destino ti bersaglia, non c'è niente da fare. Comunque non vi preoccupate, perché noi i mobili li salviamo. Salviamo i mobili. Stasera prendiamo tutto e portiamo in coppa a casa di Totò. Tanto semplice la a portare. Perché anche ammesso che il padrone di casa ci deve una quindicina di giorni di proroga, sempre là e a finire. Come perché? Anzi, in altri 15 giorni prendiamo il terno. Significa che in 15 giorni alla bottega poteva andare meglio. Non può andare meglio. Non può andare meglio, è sentenza. Non può andare meglio. Avete inguaiata. Ecco qua. Avete avuto la soddisfazione? Vi siete tolta la difficoltà? I bambini, giocattoli fatti a mano, non ne von. Siete fatte capaci, mo? No, è il posto. Io voglio Piazza Dante, San Ferdinando, Foria. Questa volta. Sì, signore. Piazza Dante, San Ferdinando, Foria. Questa è sta piazza maledetta, io non mi faccio capace, che proprio c'è la scadenza in questa piazza. In 6 mesi non sono stato capace di vendere una trombettella, che io questo dico, un carrettino, una trombettella, guarda, vieni. Napoli, il paese dei bambini, in tutto il mondo si dice, i bambini che stanno a Napoli, gli scognezzi, per la strada, il creatore, dove stanno? Dove stanno i bambini? Dove stanno? In questa piazza c'è passata Erode, abitavo là sopra, io là abitavo. E questo posto maledetto tu l'hai trovato? Io? Sì, dici sto là è buono, ecco qua è buono. Sì, per me dicete che era comodo in quanto stava proprio vicino al caffè dove lavoravo. Vabbè, per la comodità del signorino che si deve svegliare tardi, la mattina abbiamo passato questo, guai, siamo capitati in questa fossa, questa è una fossa. È una fossa, ma io non capisco perché a volte la colpa poi la voglio dare
sempre a me. E non volete confessare che avete fatto una speculazione sbagliata. Ehi, si dice confessatelo, avete sbagliato. Io voglio Piazza Dante, San Ferdinando Foria. Poi ti faccio vedere la pioggia dei biglietti da 10.000 lire. La pioggia ti faccio vedere. Siete tornati finalmente? Sì. Ce la sente via. Devo pigliare la malattia. Quando Renato non ce ne stanno a passo ci potremmo vedere. Vuol dire che andiamo avanti a spesa. Sì, proprio come ha voluto aspettare il padrone di casa. E non fa niente. Noi intanto i mobili salviamo. Perché quando è stanotte pigliamo e portiamo in coppa a casa lo compare. Non mi fido più, sono 50 anni che salviamo i mobili. La famiglia si riunisce, come dobbiamo fare per salvare i mobili? Salviamo i mobili, allora vendiamo questo e salviamo i mobili. Ma a noi chi ci salva? A noi? Come capire chi ci salva? Portiamo i mobili sopra tuo compagno. Che io porto l'armadio, che quello è un monumento, penso Dio lo sa, di Palissandra. Dio che la debolezza che uno tira l'armadio sopra le spalle. Lo smontiamo. Chi si fa? Va bene, Don Vincenzo, su, non vi perdete di coraggio. È così bello avere la fede, la fiducia. Signori, voi siete giovani, è giusto, avete fede, fiducia. Qua abbiamo perduto tutti. Fede, fiducia, speranza, Ma non è vero. avvenire, passato prossimo, passato remoto, tutti, noi abbiamo perduto tutti. Ma non è vero, non è vero. Adesso perché siete amareggiato, perciò parlate così. Sono amareggiato. Ma come, 6 mesi fa attraversavate un momento più triste di questo? 6 mesi fa per quel pantalone che io ho detto a vostro fratello in quell'occasione, chi mi regalò l'anello che io credevo che valesse 200-300.000 lire, lo vado a vendere 600.000 lire e si è tirato perché quello è Dancillo, quello se ne è accorto. Si è comprato la fame, vide l'urgenza, quello me ne dava pure 700. Io sì, non esagerate. La pietra bella, lo so. Beh, speriamo che stamattina Eugenio fosse assolto. Speriamo, così sì. penserà lui a mettere a posto ogni cosa. Speriamo. Amen. Sì, io ne sono sicura. Me lo sono sognato pure stanotte. Sì. Ho sognato che è venuto Eugenio, tutto contento, allegro, e gridava: io sono libero. Speriamo. E ci ha abbracciati a tutti e 4. Poi mi sono fatto un altro sogno così curioso che non potete credere. Un sogno così vero, così evidente, che non so dire ancora adesso se è stato un sogno oppure una realtà. È cominciato con questa piazza, piena di bambini. Il bambino è qua in me. Che facevano a spinte per entrare nel vostro negozio. La spinta. Sì, a spinte. Tanto è vero che voi, per evitare l'invasione, avete dovuto chiudere mezza porta. Per morte di fame del proprietario. E strillavate. Una alla volta, non vi fate male. Piano. Mettete i cordoni. Ma i bambini niente, gridavano: vogliamo i giocattoli antichi, vogliamo i giocattoli fatti a mano, vogliamo i giocattoli che fabbrica Don Vincenzo Fiorini. Ma quanto era bella questa piazza, con questa folla di bambini che si portavano abbracciate, cavallucci, soldatini, bambole, sciabole. Da un momento all'altro la bottega è rimasta vuota. Non c'era più dentro nemmeno una spilla. Il sequestro di domani. Naso. E voi avete guadagnato tanti soldi che avete comprato palazzi, automobili, campagne. Che sappiate, sì, Insomma, siete diventato proprio un gran signore. Bravo. E poi io e Luigino, vestiti da mattina, passavamo per Napoli in una bella automobile, aperta e piena di fiori. L'automobile passava e tutta la gente a destra, a sinistra ci applaudiva e ci guardava incantata. E indovinate dove andavamo? Dove? Facevamo la prima uscita perché noi due eravamo sposati. Veramente? Sì. Poi siamo tornati a casa e abbiamo trovato tanti signori vestiti di scuro che ci stavano aspettando. Gli uscieri. È una grande orchestra. Appena ci ha visti, ha cominciato a suonare un bel valzer. E poi mentre io e Luigino stavamo ballando, mi sono svegliata. Sono sogni.
So cose che non possono succedere. Beh, che Don Vincenzo diventasse ricco con palazzi, automobili. Capisco che è una cosa difficile. Non ne parlate più. Vabbè, ma potrebbe succedere. Però. Ma non manca bene. E poi per la seconda cosa, che difficoltà ci sarebbe? Che Luigino non potrebbe essere mio marito. È un buon giovane, onesto, lavoratore, con la mano e mezzi. Avete detto niente, signori. Senza mezzi, che fa? E che mi importa? Eh. Io sarei contenta lo stesso. Ma che mangiate? Qui sì. Perché fin da bambina ti ho voluto sempre tanto bene. E poi, dopo tutto questo tempo che io sono stata con voi, e dopo tutto quello che voi avete fatto per me, io sento che non avrei più il coraggio di lasciarmi. Quando mia sorella mi mandò a chiamare, io non ho preso per niente in considerazione la cosa. Prima perché lei mi avrebbe lietato di vedere Eugenio, e poi perché avrei dovuto lasciare voi altri. Povera figliuola, che bello cuore che te. Tra le altre cose stiamo diventando facili al pianto. Questo è un brutto sintomo. Che bello. Cara mia, io sto discorso lo volevo fare io. Oh, ma questa è una pietà, sta piazza. È una pietà questa piazza. Lo volevo fare io a te da tanto tempo. Perché io pure ti voglio bene, ma che ne posso fare? Non tengo neanche i soldi per cacciare. Non mi importa, io mi accontento di tutto. Sì? Sì. E se sei contento tu sono contento pure. Aspettiamo che ci sono Eugenio e poi La provvidenza ci aiuta. Se io riesco a ottenere una bottega al centro. Siete fissato questa bottega. Andate sopra e riposatevi una mezz'oretta. Io aspetto qua vicino al caffè, poi ci andiamo al tribunale tutti quanti. Sì, andiamo figlia mia, amici. Speriamo che sapere tanto il primo quanto il secondo sogno. Tutte e due, eh? Amen, 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 amen. Sì, ho deciso così, io mi sposo. Sposi? Può essere che il matrimonio mi porta bene, che ne sappiamo? E può essere pure che nasce un bel bambino che ha una buona fortuna e quando è grande deve mantenere lui i genitori. Quando sarà grande? Quando sarà grande, si capisce? Il bambino. Il bambino. A noi ci trova scheletriti. Color avorio cinese. Ma hai da sempre smontare una persona. Come si fa grande? Prima di tutto come si fa grande? Esagerato. Senza mangiare si fa grande. Il sarrugno voglio. Allora, che dici? Allora. Mamma mia, questa è proprio la piazza, questa è la piazza. Dici, che non sacci come te pecca. A me? Tu pare la morte in Luna Park, figlio mio. Questo proprio sono pochi i malumori. Sai proprio intristito. E giorno per giorno ti vedo più intristito. Tu pure stai malumore. Non vanno bene le cose, che già fa? Faccio stare allegro, ma adesso l'ho deciso. Ho deciso, via dignità, cose, i giocattoli, come non voglio vedere di trovare pure in un posto di portinaio. Sai, io mensile correre, a casa gratis, sì. Pasqua, Natale, le mance, l'appalto della polizia. Ma che cosa? Vicino l'appalto della polizia. Ma qua polizia è polizia, può portinaio, specialmente se trovi un palazzo come questo. Dice, questo non è un palazzo, è una catacomba. E qua dentro non ci sono gli inquilini, ci sono le mummie. E fossero mummie veramente. Dice, vabbè, io approfitto del momento, sai, con i turisti, io faccio visitare le catacombe. Capito? Mi metto là con i biglietti, faccio visitare primo piano mummie egiziane, secondo piano mummie alessandrine, quelle sono mummie che comandano dalla mattina alla sera, comandano. Non ti fa sentire, è meglio come sentono. Caro Vincenzo, mi a credere, vengono certi momenti che io rimpiango la scuola. No, è io. Poi io tengo la nostalgia. Io di notte mi sogno proprio che sto lavorando. Si lavorava all'aria fresca, libri, la mattina mi facevo lungomare. Sì, quella bella scuola. Facevo tutti i mocchetti.
Io ci avevo acquistato, sai, la mano. La mano, come no? Tu eri bravo, Facilmente mi facevo. No. E poi la paga. La paga, sicura. Ma dire sotto il cuscino. 805 lire. Con l'ultimo aumento. Le 5 lire che ci facesse avere. Con l'ultimo aumento. Mi devi credere, stamattina non abbiamo che mangiare. Oh mamma mia. Non abbiamo come cucinare. È consolo. Ma c'è consolo? È Turino. Lo dico così, lo dico, la rabbia. La rabbia. Non è per me, perché io oramai ci ho fatto l'abitudine, capito? È per quella povera vecchia di mia madre che sta là dentro. Hai ragione, vedere soffrire la madre, che la brutta cosa. Hai ragione. Che brutta cosa. Quanti anni tiene? 84 anni. Ma come ci arrivate voi? 84. La mano di Dio. Quella poi quando si mangia poco, il mangiare assai sempre rovina l'organismo. Ma quella è una piccola cosa che si mangiare. Ma tiene 84, 84. Suonati. Falla suonati. mangiare poco. Dalla poco. Poco. Ma una piccola cosa. Vedi che si è mantenuto. Falla bene. A Napoli abbiamo la benedizione dell'acqua del Serino, falla bene. È piena d'acqua. Che è bella, si sciacqua il fegato, si pulisce. E quello, campa, voglio di campare, la conserva. Quello se ne andrà con l'acqua, se non andrà via male. Poi sta chiuso lei, l'ho chiuso nel casotto. L'ho chiuso là dentro. Perché esce, se ne vuoi esce? Esce che vecchione, che è paralitico, come esce? E beh, allora perché l'hai chiuso? Questo è l'orario che la gente cucina, hai capito? Allora in coppa che sa c'è il ragù, sai, la cipolluzza, la genovese, tutta questa roba. Cucinano nel palazzo? Nel palazzo, tutta addoor, se ne va in due casotto. E allora io sai che ho fatto? Ha pigliato 2 pezzi, l'ho fatto e l'ha già pilato un naso. E l'hai chiuso dentro? E l'ho chiuso dentro. E mo la caccerò per mangiare. Ma almeno farle sentire l'odore, Niente, proprio, non deve sentire l'odore. E già, che poi i vecchi sono golosi. Senta l'odore, esce pazza. Esce pazza. Io ti volevo chiedere un piacere. Non mi chiedere danaro che mi offendo. Non ti offendere, non mi offendo proprio. Ma no signore, non si tratta. Ti volevo dire, più tardi, quando mangiate. Qualcosa? Più tardi, quando mangiate. Che facciamo noi? Scusa, non ho sentito. Se tu vai a casa, sta setta a tavola per mangiare. Ecco. Quando mangiamo noi? Quando mangiate voi. Beh, che volevi? Volevo una piccola cosa, non per me, per mia madre. Ecco. Senza che ti disturbi, io vengo io a casa tua, hai capito? Tu togli vai in due piatti, mentre fai il porzio, una fructatella, nata, facciamo un piattiere, lei ce lo porta a mamma, hai capito? Una piccola cosa, non ti deve disturbi. Quando mi metto a tavola, ecco, e dopo fatto le porzioni io ti chiamo. Sì. Tu non mi fa alzare la tavola, perché io quando sto a tavola non ricevo nessuno. No, vengo io da te. Adesso sto finestrino, io chiamo. Mica tu ti presenti da una forchettina così, piano piano, facciamo il piattino, un piattello, pezzo di carne, qualche cosarella. Che vuoi tu, a piacere. Il pane tu lo pigli e te lo porti. No, lo porto in mano. E tu porta che la fai. Più tardi, più tardi, quando mangiamo, se mangiamo, Ma perché c'è qualche dubbio? No, la certezza, non si mangia. Allora non hai capito. Michele, la certezza. Ah, non mangi? Tu sapessi come sto combinato, ma tu sai che io mi fai parlare ieri per fare un'insalata di patate, perché qua stiamo andando avanti a patate, capito? L'insalata di patate, pomodori, c'è altre verdure, facette una cosa grossa, insomma, chi il giovinotto, la signorina, questo è giovane, vuole mangiare. Una palata di pane è un misurino d'olio. Ce lo vuoi mettere? Non per far scendere un va bene, per farlo scendere. Lo sono venduto in un lenzuolo e 2 cuscini di lana, gli ultimi, hai capito? 2 cuscini. O stai senza cuscini? Non mi hai chiesto, no. Io sono abituato a dormire alto. Lasciami stare, Michele, lasciami stare. Ma vicino, tu tieni un magazzino, la bottega. Zitto con questa bottega, sto magazzino. Pure il padrone di casa stamattina, quando siamo andati là per chiedere misericordia, dice, avete la bottega, allora perché l'avete messa la bottega? Cioè, se tu dici che la Maria fa causa, a bottega. Ma no, questa qua, questa che è questa? La catacomba. La catacomba, questa è la fossa comune, umida.
Michele mio, umido, non ti dico, io acqua da tutte parti, io non ci posso entrare, guarda, i vestiti bagnati, io sto qua fuori, non si può stare là dentro. L'umidità storce tutto, rovina tutta la roba. I topi che ci stanno, mica. Stanno i topi? I topi. Io al principio mi credevano che erano gatti. Talmente che sono. Ma così. Topi, ma ti dico, un esercito, non ti puoi difendere, stanno là, si mettono sopra i scaffali, seduto, parlano. Io sto qua fuori, non entro, hai capito? Ah, tu stai qua, allora stai. Perché mi mette paura, non ci va. Beh, non fai niente, non pigli un problema. Puoi fare, rovinano tutto, distruggono, mo faccio un secchio di colla. Sai, io faccio la colla per i ciabattini, è l'unica cosa che vendo. Birbante, zoccola pure birbante. Incosciente, non capiscono la situazione altrui. Sai, io faccio buono raffinato con la farina. Acqua e farina, insomma, fatta bene, senza quei nodi dentro. Tanto è bene che vengono tutti da me. Sai, con la legna, non c'ho un fornello, hai capito? Ti dico, si distruggono gli occhi, il fumo. No, quale è piccolo, si capisce. Appena fatto, sai, la piglia, la metto a raffreddare, me ne vengo qua fuori a pigliare un poco d'aria perché non si respira. Mica te lo giuro, 10 minuti. 10 minuti di aria che io piglio qua fuori, torno e sparita la colla. Se la mangiano bollente. Mica come fa, c'è chi lo sa, ci avranno cannucce. Sì, cannucce, aranciate. Non lo so perché è un attimo. C'è mi struggono tutti. Beh, non fai niente. Non c'è a fare. È trappole. Niente, c'è niente da fare. Il veleno. Conoscono Ordigno, al veleno sono abituati. Sono zoccoli incrociati con zoccolo di secolo e secolo. Sono topi di secolo che venivano con i piroscopi, chi lo sa, dall'Oriente. Sono topi orientali, non c'è niente da fare. Fa niente. Sì, quando hanno mangiato, dopo mangiato. Già, che se ne scappano. No, non scappano. Ah, non scappano. E siccome dopo mangiate, capito, fanno i panci così, non possono scappare. Con una faccia tosta se ne vanno così. Volendo dire di che? Quello è il momento che uno le può conoscere. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare, c'è sta uno che esce da dietro al bancone, dietro al banco. Ma tu sapete che è un mostro, è una cosa. Esce c'è sta un buco, è vero, quella specie di grotto che io ci ho messo pure, l'ho tappata alle volte con le mattonelle, ma io te l'ho torace, che gli fa che? Spinge mattone tutto. Si ovino, c'ha i baffi appesi, sai, le sopracciglia che gli cadono qua sopra, i capelli c'ha la riga da sta parte. Dice che il manello fa che sta ceboletta e sta alla terra e mi guarda, minacciando, lo giuro, mi guarda come deve essere quello che protegge tutti gli altri. Deve essere felice, non toccare i topi, non li toccare. Ma messo in soggezione. Ci credo. Hai capito? Ma messo in soggezione tale che ti giuri, se io avessi il coraggio, io mi andrei a buttare a mare. Non posso entrare in bottega, non posso fare. Zucchero e budino. Tengo tarelle che passo, tarelle canzoni e tengo fresellini, chi ne beve. Roba fresca, mangiate. Ehi, compagni belli. Proprietario è arrivato. Compagni belli, che si dice, Ecco, Saddarici, ci stavamo raccontando i guai nostri. Guai. E voi tenete guai? No. Tenete guai? Si sta con l'occhio fuori. A confronto a me tenete guai? E non ho più dove battere la testa. Sta la padrona della locanda che avanza 15 giorni diretto e non mi può ricevere più. E sono un panettiere che avanza 3.000 lire, non mi può fare più credito. Questi sono ancora i taralle di 4 giorni fa. Questi davanti. Questi qua di dietro sono di 15 giorni fa. 15 giorni fa. Parlate voi. E che dovremmo dire io? Io non tengo neanche la camicia sotto. Io faccio favore come sto. Combinato. Guardate un po'. Guardate. Il Roma davanti e il Mattino di dietro. Poi non vi dico, mi si è sviluppata una fama straordinaria. Una fame da morire. E poi l'altro giorno che cosa ho mangiato? L'altro giorno ho mangiato due fichi secchi e una prugna. L'altro giorno. Era l'onomastico tuo? Era festa? È festa. Due pazziavi, ieri poi che cosa abbiamo mangiato? Ieri 3 ravanelle e 2 taralle di questi. Sa che sangue mette chi? Io poi non so, io dovrei farmi una cura.
una cura ricostituente. Io tengo una malattia, io non so che cos'è. A me mi gira sempre la testa. Io non mi leggo sulle gambe, il sudo freddo, io non so che cos'è. Non so che cos'è. Pigliati una burghetta. Sarà imbarazzo. Io me ne vado all'altro mondo. Figlio mio, tu mangi tarallo, fichi secca Che devo mangiare? Si capisce? Che mi devo mangiare? Che mi devo mangiare? Ti gira la copa, è logico. Io maledico il momento che lasciai di fare lo scopatore. No, mo l'ho detto, È tutto per colpa vostra. Sì, per colpa vostra. Voi siete la causa delle mie disgrazie, voi. Già, perché io per fare come avete fatto voi, sono ridotto sotto. Ti ho detto di fare il pappagallo. Sì, il pappagallo. Mi sono ridotto così a questo Ma che tarallo non fai affari, non capisco. Facevo affari. I ragazzi mangiano tarallo. Sì, ma una volta prima, quando mi messi in commercio, facevo affari d'oro. Aspito, io mi feci anche un vestito. Io capito con il triciclo, con la vetrina, con la tromba, la giacca bianca. Tarallaro. Mi feci anche un bel vestito alla moda, mi fittai una cameretta mobiliata e andavo bene. Mannaggia, poi per causa di una spingolella, una spingola. Dicevi, guarda, quando la disgrazia ti vuole colpire, trovo tutte le strade per colpire. È tiratrice scelta. A me mi ha colpito, a me. Devi sapere che un mese e mezzo fa io stavo a Bassa Santa Lucia e vendetti un tarallo a Gaetano Barbiere. Io ero cliente là, da 2 volte alla settimana a farmi lo shampooing ai capelli. No, questo come fa? Come si può fare? Non fece neanche a tempo di ingoiare il primo pezzo di tarallo. Tutto assieme lo vedo fare. Che cos'è che non è? Dice, uno spillo si era fermato qua nel Cannarone. Figurati, tutti quanti contro di me mi volevano ammazzare. La madre del barbiere con il rasoio in mano mi cercava e dice, se muore mio figlio io ci taglio la testa. E quello lo facevi? Lo facevo sì. Quello. Come no, me lo facevo sì. Ma fortunatamente si trovò a passare un medico. Possa essere belletto dove si trova adesso. Era un ostetrico chirurgo dentista. Faceva tutte cose? Sì. Dice no, adesso lo salvo io. Preso a Don Gaetano, lo fece appoggiare qua sopra il braccio, dice apri la bocca. Ci mise una cosa qua nel canale, una cosa, poi e tirò a spese. Noi se ne passava un brutto quarto d'ora. Che si dicevano che l'aveva fatta apposta, capisci? Che malvagità, che... No, le voci potevano essere anche vere, perché siccome io facevo la corte alla moglie del barbiere, allora avevano cominciato a dire che aveva fatto apposta per far morire il marito. Tu stai combinando in questa maniera, fai la corte alla moglie degli altri. E poi da quel giorno in poi non ho potuto vendere più un tarallo, perché si è sparsa la voce, sai? Allora ognuno che mi vede dice, eccolo qua, questo è quello che vende i taralli imbottito di spillo. E nessuno si compra più tarallo. E mo che sti cagli mi sto mangiando una poca volta. Quando ho finito, mi vendo pure la cestina, pure no. Guardati alle spalle, guardati alle spalle. No, diceva lui, guardati alle spalle, c'è sta sempre uno che sta peggio di te. Come no? Guardati alle spalle. Neanche i mosche vengono qua sopra, come si può fare? Questo lo porta a fare non lo so. Neanche le mosche. C'è sempre chi sta peggio di te. Come no? Tu permetti? Sì, c'è bisogno di domandare permesso, mangia. Il più recente quasi. Scegli tu. Questo è? Questo. Sta segnando? No, si tenga un segno perché cerca di mantenere prima quelle 15 giorni. Dai spiccio, quando ripassi... Per carità, tu sei padrone di tutta Grazie tanto. Prego. Posso... Ma non è tanto buono. Mangia. Noi ce l'hai a mangiare, chi se mangia, nessuno. Mangiate, quando sono finito do anche il resto. Taralline, biscottine, zucchero e budine, queste si squagliano in bocca. Sono profumati, odorano di freschezza. Si è aperta la profumeria nuova. Mangiate, volete denaro? E poi volete denaro? Neanche denaro. Mangiate! Non si riesce Biscotti al profumo di freschezza! aspetta!
È rimasto... non si può, non è... Questo tengo. Dici, a che ora c'è sta la causa sul tribunale? La causa a mezzogiorno preciso, tu vieni. Ecco, io mi cambia allora ti sbrigare, facciamo la presa. Questo qua ce lo porta a mamma. Se la vuoi proprio... Io piglio un secchio d'acqua, ce lo metto lo faccio spugnare e poi ce lo faccio mangiare domani sera. Mettilo all'acqua corrente. All'acqua corrente, così sicuro. Dopo domani ci dai quest'altro. Grazie tanto. Pasca, state buono, Vicino, con tutta la mia miseria, io sto sempre allegro. Che Saluto, compa. Compa, che hai combinato col padrone di casa? Niente, irremovibile, che può fare? Non ti preoccupare, quando è stanotte facciamo il lavoretto. Stanotte portiamo i mobili da te. Da me, non ti preoccupare. E salviamo i mobili. Tu alla causa vuoi venire? Ma tu scherzi, come non voglio venire? E allora fa presto perché a mezzogiorno preciso esce la corta. Non ti preoccupare, adesso i bambini mi aiutano, lo leviamo tutto di mezzo e chiudiamo. Lo dammi. Biscottini, zucchero e budini. Pasqua! È morto, è Che morto. succede? No. C'è una tromba d'aria. Che succede? Pasqua! Quest'aria, questo vento, da dove viene? È passato un signore, E che è passato con l'aeroplano? Corretto. Il suo tempo di questa maniera mamma mia. Ti ho portato il biglietto. Oggi scrivo pure 4 parole, Lasciate passare. Utaralla che passa. Utaralla che passa. No. Utaralla che passa. Meno male. Signore, volete Utaralla che passa? Io no. Voi avete detto Utaralla che passa? Io ho detto Utaralla che passa perché tu hai detto a me. Utaralla che passa. Andiamo venuti. Io tengo i testimoni. Chi sa te che testimoni? Voi avete detto Utaralla che passa, questo Utaralla che passa. Volete la carta? E cosa fa Caio? Non ne voglio Utaralla, ma vai a Io dico Utaralla che passa. Non dico lasciatemi stare. Scostate. Non fate vento, per piacere. Non fate vento. Sì, va. Abbiamo dato il bigliettino. Lasciate passare il porgitore con la famiglia. Grazie, l'indirizzo sta qua, signore. Preciso. Stato buono, Luigi? Poi è stato buono, ciao, ci veniamo. E chi è questa ragazza? Ah, è una striatrice, porta la biancheria, le tovaglie, la roba. Ah, bravo, fai venire anche lei questa sera. Addo. Troppo ti spiego, non ti preoccupare. E quella che vi raccomando, non abbiate vergogna, divertitevi, ballate senza cerimonie. Ricordo che tu non sei più il cameriere del bar e tu non sei più la stiratrice. E per divertirti veramente, per essere disinvolta, sai che devi avere? A Frasellini chi ne A Frasellini chi ne vede? Oh, ma chiamate, mo. Ma cominciamo a... No, a Frasellini, sì, la volete a Frasellini. Ma pure che a Frasellini? E voi avete detto a Frasellini chi ne vede? Non ne voglio. E perché avete detto a Frasellini? Perché me l'hai fatto ripetere? E voi ripetete quello che dico io. Scostate. Non fate vento. Oh, pappagallo, fare... Ma chi è questo? È un venditore, signori. A che ora dobbiamo venire? Verso le 9. No, stiamo a sentire. Alle 8:30, trovati qua e mettete un bello vestito. Ma dove andiamo? Andiamo a una festa a casa dello signore. No, quando si tratta di ballare mi trovate sempre. Signori, permettete, vado ad avvisare il proprietario che esce un momento. Buonasera, grazie. Allora ci vediamo questa sera a casa vostra? E mi raccomando di essere puntuale, Specialmente tu non devi mancare, sei così carina, così graziosa. Come si sfrugoleo, tarallina. Salve, Vincenzo. Come si sfrugoleo, tarallina. Ma stai sfrugugliando pasticciotto. Voglio vedere quando la finisci. Io devo vendere. Ma potessi camminare pure un poco, no? La piazza è libera. E anch'io sono libero di chiamare una guardia e sistemarti a dovere. Come chiamata guardia? È come sta mano dentro la sacca che chiamata guardia. Tu non volevi mettere la mano in casa. Cammina, sgombra. Come lo dice in sporchi. Io, e dici come mi ha chiamato? Mi ha chiamato uomo di ceci sporchi. Intende che ceci sporchi? Ma me la credere, quando io vedo uno che a noi ci tratta proprio come a pezzo vecchio, a me mi piace venirmi, mi sale in testa quel poco di sangue che mi è rimasto e non so che fare. Vuoi in galera? È meglio, vicino, è meglio che vado in galera. Lascia correre. Che ci sto a fare libertà? A me in galera io mangio, bevo, dormo, non pago niente, e tenere. Ma io vedo a uno che sto io, faccio un bello giorno, un bello coltello, sai, appuntito, a te. Mamma mia, dice cosa tiene quello, cosa tiene? La voce dell'uomo, i soldi, e allora non c'è niente da fare. Quando stanno la voce dell'uomo non c'è niente da fare. Ha ragione lui. Signor, scusate tanto, avete ragione lei e abbiamo torto io. Non c'è niente da fare.
Quando si a questo argomento, ma non dura sempre così, Verrà il giorno che ci dobbiamo trovare tutti quanti là sopra, là siamo tutti uguali. Voi con i soldi e io con i ceci sporchi. Non c'è niente da fare. E là ce l'assomigliamo pure perché siamo tutti quanti capi morti. Per adesso contate i soldi. Contate i soldi per 100 anni. Pozzo morire acciso prima di stasera. Ma se n'è andato, sto scucciando. Maroni, mamma. Signore, immagini che sa paura. Il colore è perfetto, il tale qua. Sì, insomma, deve vedere il topo. Sì. Pensate, signore. No, guardavo il vostro pantalone. Ah, com'è grazioso, che bel disegno. Voi il pantalone guardate? Sì, il pantalone. Che avete spaventate. Avete avuto un bel gusto, veramente. È un pantalone fantasia. Fantasia, e poi vi sta a pennello. Ma aggiustate mia sorella. Come scende bene, proprio. Non fa una piega, quanto è bello. Sto faccia, non per piacere. Giratevelo poco. Allora chi? No, voglio vedere se di dietro scende bene come scende davanti. Ma tanto che vi piace. Ma piace, sei capace, mi piace. Ma pare, signore, è una cosa, diciamo, estiva. Estiva, è vero, una cosa. La pezza è dato colore! Signore, questo? Perché ci avete messo quella pezza? E perché ci mancava l'ho aggiustato, come si? È la pezza che ci manca, ce l'ho io! Eccola qua! È dato a me, lei ciamelo. Voi queste mesi fa avete cantato la romanza della Lucia in casa mia e mia moglie vi accompagnava al pianoforte. Non pare guardi, oh signore, è pazzo! Sono pazzo! Mi farò vedere io che sono pazzo! Signor Luigi! Vado a portare a casa mia! Ti metto a confronto con mia moglie! Tu sei tenore! Io sono generi diversi, nata cosa. Generi diversi! E allora? Ti ho mandato a mia sorella, ti ho mandato un caffettiere, a Tatana, mi conosce pure guardaporta. E allora come si trova? Sto pantalone uguale a te? E la pezza che ci manca in mano a me? Non lo so. Come sono? È un mistero, qua signori. Come mistero? Signore, me guardate così, voi rassomigliate al topo che hai detto. Un bazzia! Per favore, mi fa paura. Un bazzia! Com'è sto Questo pantalone non è mio. Non è tuo? No, niente. E di chi è? Questo me l'ha regalato mio fratello. Allora è lui il tenore? No, il tenore è il padrone di mio fratello. Che ha preso questo pantalone e lo regalò a mio fratello Alfonso. E Alfonso l'ha regalato a me. E tuo fratello dove sta? Mio fratello? Sì. È partito, ma. Dove? Mio fratello si è imbarcato. Imbarcato dove? Signor, non gridate. Dove? Signor, mi spaventate. E si è imbarcato per l'America. Assieme al tenore? No, il tenore è rimasto a nome scortecato. E dice? Scarterato. Scritturato. Questo è il biglietto che. È la verità, Orino. Che mio fratello mi ha scritto prima di imbarcarsi. L'ha scritto la mia? Sì. Non doveva, Non doveva. Signor, questo il vestito già è una schifezza. Mi pare che tengo guardaroba. Non volesse scappare? No, chi scappa, signor? Era Vincenzo. Chi è Vincenzo? Chi è Vincenzo? Vincenzo, chi è? Chi è Vincenzo? Io. Sei tu, Io sono Vincenzo. Era Vincenzo. Siccome mio padrone è stato scritturato a Roma per 5 mesi, colgo l'occasione per lasciarlo e oggi stesso parto per l'America come cameriere d'Alberto, tu Alfonso. Questa è la verità. E come si chiama questo tenore? Signorino, non lo so come si chiama. Non lo sai. Non lo sa. Morì acciso. Se potessi avere quel pantalone, potrei andare a Roma e girare per tutti i quadri, mostrarlo. Il tenore lo riconosce, figlio. Lui parla solo. Signore, mi scassa la seggia in faccia. A me sto casone mi serve. Mi serve pure a me. Me lo vuoi vendere? Faccia vendere, quello è il ricordo di mio fratello. Io te lo pago bene. Ma qualunque sommi non. Io ti do 100.000 lire. Se io 100.000 lire. Voi date 100.000 lire a me. Eccole qua. Eccole qua le 100.000. Adesso l'ho ritirato alla banca. Questa l'hai data a me. E tu mi dai l'occasione però. Signor, voi scherzate con la miseria. No, io non scherzo. Io non ho pantalone a E io do 100.000 lire. E voi date 100.000 lire a me. Diamo l'occasione. E fammi presto. Signor. Fammi presto. E diamo l'occasione. Non trova il bottone. Non lo trova.
Abbiate pazienza, io sto stonato, io ho fatto denaro, io ho fatto 100.000 lire. Poi pago padrone casa, caccia il carte, ti sposo sta bella voglione. Andiamo al tribunale, Sa pigliato il signore? O signore la pezza? Vi ho visto troppo agitato, troppo smarrito. Per forza, io non dormo che un paio di ore per notte. Sapeste quanti calmanti e sonniferi mi sono schiaffato un corpo? E voi siete stata una complice perfetta. Io e Laura siamo amiche d'infanzia e ci vogliamo un bene dell'anima. E voi avreste dovuto prevedere una conclusione del genere. Così che io vi facevo la corte e voi lo dicevate a mia moglie? No, in principio no. Finché la vostra corte si limitava a semplici complimenti e a proposte di gite, non dicevo niente e mi divertivo, ma quando le vostre telefonate durante il giorno non si contavano più, quando il mio telefono squillava pure la notte. Pure questo avete detto a mia moglie? Adesso mi mettete a disagio. Sì, voi mi telefonavate ed io subito dopo telefonavo a vostra moglie e ci facevamo un sacco di risate. Scommetto che ne consegnaste anche la lettera che io vi scrissi. Immediatamente. Ah, questo non me lo posso perdonare. Che me ne importa? Perché voi pensavate che io aspettassi il vostro perdono? Un'altra volta imparate a rispettare vostra moglie. E vostro cugino poi? Fece bene la sua parte. Ci riunimmo tutti e tre, io, vostra moglie e mio cugino, e gettammo le basi del piano. E la sera della sorpresa io ero nascosta in casa. Non vi dico le risate che ci facemmo io e vostra moglie quando mio cugino scavalcò la finestra e voi gli correste dietro. Ebbe un bel coraggio. Gli si la violina in mano ma lo mangiava. Ma come mai il pantalone rotto andò a finire nelle mani di un vero tenore? Ma niente affatto. Mio cugino regalò questo pantalone ed altra roba smessa a un suo cameriere. E questo cameriere evidentemente dovete vendere tutto ad un suo collega. Che pasticcio, e mo? Dovete chiedere scusa a vostra moglie, la quale sono sicura, eccola, non vi perdete d'animo, adesso ci parlo io. Eravate qua? Si può dire che la serata non è ancora cominciata e già vi ha portato. È gelosa, è come nervosa. State tranquillo, adesso ci parlo io. Laura cara, non sarai gelosa di me, spero? Di te no. Ma di lui sì. Invece tutto il tempo abbiamo parlato di te e ti voglio dire cosa abbiamo detto. Ho sistemato tutto. Oramai è convinto che il tenore di quella sera era mio cugino il barone Bagno. Ma tuo cugino questa sera viene qui? Ho avvertito anche lui. E lui è veramente convinto? Figurati che adesso ti chiede perdono. Sei una cannonata. Adesso però l'inconveniente più noioso sta nel fatto che questa pace mi costringerà ad essere un'altra volta tenera ed affettuosa con lui. Oh, ti assicuro che è più forte di me. Povero Don Cesare. Pensavo di affezionarmi a lui dopo il matrimonio, ho fatto ogni sforzo, ma credimi non è stato possibile. E in fondo poi non è una figura sgradevole. Ah sì, perché non te lo pigli tu? Io che me ne faccio? Io già tengo il mio che Dio lo sa. Guardalo come tozzo e goffo. Faccio tagliare i capelli. O peggio, glieli feci crescere io. Forse i baffi. No, i baffi no. Tu per ora facci pace. Poi fra un paio di giorni trovi un altro pretesto e lo metti per un altro paio di mesi in quarantena. È finito il concistorio? Posso sapere qual è la mia condanna? È finito, è finito. Vostra moglie vi perdona e torna a voi più affettuosa di prima. Laura. Mi hai fatto soffrire. Brutto mostriciotto. No, mostriciotto no, Sono convinto del tuo perdono
solamente quando mi avrai chiamato Cocco. No, questo no. Non lo faccio più, Madame Moco. Su, Laura, daglielo. No, lo sai bene che non so fingere. Quando mi verrà spontaneo glielo darò. Eppure la punizione già me l'ha inflitta, sono stato 6 mesi che Dio lo sa. Tu hai ragione, che la persona che avevi scelto per tradirmi è una mia carissima amica. Altrimenti, invece di scegliermi un falso tenore, me ne sarei scelto uno vero, autentico, di quelli col do naturale. Ma non ne parlate più. Abbracciatevi e riprendete la vostra vita in santa pace. Per me sono pronto, vieni fra le mie braccia. Su, Laura. Vabbè. E chiamami Cocco. No. Ma non insistete, Don Cesare, e accontentatevi di questa soluzione. Va bene, accontentiamoci. A proposito di assoluzione, sai che si vocifera oggi che tuo fratello Eugenio è stato assolto? E che me ne importa? Lo sai benissimo che di mio fratello non ne voglio sentir parlare. Dopo aver sciupato una posizione al gioco, stava facendo pure un omicidio. Sì. E quella stupida di mia sorella che preferisce vivere in casa di estranei anziché in casa mia. E perché? Perché pretendeva che io facessi venire qui anche mio fratello. Mai. Se tu non vuoi non metterà mai piedi in casa mia. Figurati se è una cosa possibile. Conte e la contessa Falda. Oh. Carissimi. Cara, sempre più io. Come sta? Buonasera. Che piacere rivedervi. Buonasera. Come andiamo, colonnello, stasera? Coi nervi, perché vi vedo più calmo, vi vedo. Beh, all'inizio della serata ero nervosissimo. È vero? Ma poi è accaduto qualcosa che mi ha messo in pace con la vita e con me stesso. Capito, abbiamo capito tutto. Del resto non avete nessuna ragione di stare di cattivo umore, perché quando si ha per moglie una donna come donna Laura, non si può desiderare altro nella vita. Dico bene, donnate? Certo. Prego, guardate, se io fossi vostro marito, sarei l'uomo più felice del mondo. Bravo, avete commesso una bella indelicatezza nei riguardi di vostra moglie. Perché? E chi ci fa caso? Io sono abituata alle sue galanterie, non mi fanno più né caldo né freddo. Sì, ma se siete abituati a voi non sono abituato io. E se contentiste su certi argomenti, amichevole, non faccio trasicchiuri da casa mia. Da che c'entri questo? Colonnello, voi a me dovete prendere così come sono. E io quando avvicino una donna non mi sento a mio agio se non lo faccio un po' che corte. E sono nato così. E siete nato male. E guarda, volete essere aggressivo ma non ci riuscite, perché lo sguardo vi tradisce e nessuno vi conosce meglio di me. Stasera vi brillano gli occhi, le vostre pupille hanno ripreso il brillio di 6 mesi fa. Ritornate la pece in famiglia. Ma sì. Molto bene. E la pezza che se l'è fatta la pezza? Colonnello, la pezza. Ognuno sa le pezze sue. Sì, La marchesa Stanza e il barone Bagno. La marchesa Stanza. Carissimo colonnello, buonasera, come va bene il nostro caro colonnello? Come state, marchesa? State bene? Va bene. Non mi piacere, da tempo che non vi vedo. Siete tanto Scusi, cara. Sempre più bella come va. Carissima cuginetta, che va bene, sì, carissima. Cara, mia cara. Prego, marchesa, state vicino a me. Siete cara. Dove siete stati? Barone, voi dovete essere così gentile di non agganciarvi più a me. L'auspicio suo è quello di accompagnarmi. E che c'è di male? Oh, niente, ma c'è la maledetta combinazione dei nostri cognomi. Già. Io mi chiamo Stanza e lui si chiama Bagno. Naturalmente quando ci vedono insieme cominciano a dire ecco la stanza col bagno. Perché stanza col bagno? Io sempre per stare con la stanza col bagno. Ma cara marchesa, quando si ha un cognome ridicolo come il vostro, bisogna accettare lo spirito ed abbozzare. Già, se io ho un cognome ridicolo, voi avete un fisico che peggiora la situazione del vostro, perché come Bagno siete troppo minuscolo per una stanza come me. Già, perché siete un bagnatino. Già, un bagnetiello, già, ma se io sono un bagno minuscolo, voi siete una stanza che io non prenderei in fitto nemmeno se mi pagassero. Moderate i termini, se no vi insegno io l'educazione. No, io di educazione ne ho abbastanza. Voi no. Avanti, finitela, ma non vedete che il barone scherza? No, io non scherzo affatto. E da oggi in poi non mi vedrete mai più in compagnia della marchesa. Basta, marchesa, andiamo al buffet a prendere qualcosa. Sì, molto meglio. No, cara, io certi scherzi non li ammetto, ecco. Da domani ho chiuso i miei rapporti con la marchesa. Ma niente affatto, ma non signore. Ma al giorno d'oggi una stanza senza bagno non si concepisce. Scherzare. Basta, andiamo tutti al buffet.
Voglio offrire io stesso un bicchiere di champagne al baroncino in omaggio della sua magnifica voce di tenore. Perché il barone canta da tenore? Sì, è stato uno scherzo. Sì, fui pregato da mia cugina e da donna Laura. Ma voglio sperare che mi perdonerete? Già fatto, già fatto. Benissimo, grazie. Prego, donna Laura, prego. Colonnetta, dove va? E voi sapete la notizia? Ve la voglio dire, una cosa molto importante. Sapete, il fratello della marchesa, cara. Sapete, quel perdigiorno che lei non ha mai voluto avvicinare perché tiene una brutta causa sulle spalle, oggi è stato assolto completamente. Me l'ha detto il mio avvocato. Anzi, lo diceva così, che stasera per fare una sorpresa alla sorella sarebbe venuto a questa festa. Voi ci pensate? Ma non credo, Conte, ma non è mai detto. La marchesa vorrà ricevere. Ma per carità, ma è un'assurdità. No, perché è un giovinazzo che certamente... Oh, scusa, è un giovinazzo che non è degno di stare in mezzo a noi, ti pare? Certo. No, perché se viene lui me ne vado io. Dal momento che avete il biglietto del padrone, che me ne porta a me. Come dai? Buonasera, signoria, saluta. Felicissime stanotte! Chi è? Ma scusate, ma chi siete? Ma chi vi ha fatto entrare qua? Un collega vostro. Un collega mio? Ma che è un cameriere? Che c'entra un collega mio? Mi rappresento. Io sono Totò Nimbrota. Questa è mia moglie Carmenella. Piacere. Facciamo i fruttagioli. Siamo stati invitati dal padrone di casa, don Cesare Fercola. Voi? Sì, signore. Possibile, ma evidentemente non so, avete sbagliato palazzo. Siete diretti ad un'altra festa, forse? No? Ma non signore, ma che stai dicendo? Ma qua sbagliate. Signore, noi abbiamo il buglietto che ci ha dato il signore, eccolo qua. Voi sapete leggere? Sapete leggere? C'è il nome del signore, lo concorso. È un nome dello signore? Sì, C'è il nome del signore. Sentite? State per te. Prego. E non mi toppotiate, non lo faccio. Ma mani sporche. Signore, vi volevo chiedere scusa per il compare. Il compare mio viene subito, si è andato a comprare un sicario. Viene anche lui con i sicari. Sì, e questo è il biglietto di don Cesare, evidentemente, non so, il colonnello è uscito pazzo. Senza dubbio. Gesù. 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 Ma signor scusate tanto. Dite. No, dico, ma perché mi fate tutte queste meraviglie che siamo venute io e il mio marito qua sopra con le signorine, mi fate meraviglie. No, perché sapete, qua ci stanno solamente i nobili. Ma che lei? Che lei? Carmane, voi. Carmane, che mi fa? Perché? non potevamo venire. Ora un duppo forse. Carmane, che hai stufato? Dove siete fatti venire è a paralisi. Avremo per Perché non siamo nobili come voi. No, perché se non siamo nobili, signori, siamo gente educata, accrianzata, che possiamo entrare in qualunque parte, no? Che modo di parlare, che linguaggio. Carmane, basta. Hai capito? Basta. Noi conosciamo solamente il signore che ci ha invitato. Hai capito? A setta da là ne parliamo più. Non da me a nessuno. Aggiunte con me. Come stai? La seconda ondata. Tu stai in casa. Voi. Ma aspetta. Voglio, aspettiamoci qua, anche lì là non li diamo proprio netta. Totò, ma chi sono? Sono invitati come noi, ma è meglio che non gli diamo confidenza. Chi ne guarda manco in faccia, Ma sul giovanotto sapete chi è? Ma no! Tu sei giovane del caffettino. Ma pure lui è stato invitato dal colonnello. Ma evidentemente, anche lui stai qua. La bella arriva. Arrivano sempre. La famiglia arriva. Scusate. Ma che scusate? Ma questo è un
Il meraviglio del colore. Sono un signore, Com'è la signorina? La signorina mo viene, è andata a Portici insieme al fratello perché il zio l'ha mandato a chiamare dopo la causa, l'ha voluto vedere come la soddisfazione, ma che bella cosa, eh? Che bella cosa, Totò, libera e franca, tu capisci? Ma io lo sapevo, modestamente l'avevo detto io. Che consolazione! È andato un po' a me per prendere una cosa, un po' di tribunale. Sì. Io sapevo che il povero giovane era innocente, ma mi credeva che una piccola condanna ce l'avessero sempre data. Non mi aspettavo mai che la sentenza. È stato il cielo proprio. Vede e provvede, quello sta sopra, vede e provvede. Il mondo è una ruota, io dico sempre. Ma si intrecciano certe cose che sembrano fatte apposta. Per esempio, quando ho fatto vedere a donna Eugenia il biglietto che mi hai dato tu per venire qua stasera. Sì. Chissà, guardate, ho guardato la combinazione, guardate un po' contenutamente. Questa è la casa di mia sorella, questo è l'indirizzo della marchesa, la moglie del colonnello. È mio cognato, va, andate, che al ritorno di Portici che faremo, verremo anche noi. Ma guarda, Aspettano un momento. Questa è la casa della sorella di donna Eugenia. Lei stava a casa della marchesa Ferco, la madre, e stava cresciuta questa cosa. Ma quello il mondo è piccolo, tutto si intreccica, sembra una cosa combinata. Per esempio, in la tasca di questo pantalone qua, dire si viene qualcuno, guarda, nella tasca, questo è uno di quei tre, Uno di quei tre del pacchetto. ma chi è fine, chi è bello, chi è elegante. È da sé, proprio di sera. Nella tasca di questo pantalone ho trovato una lettera che la marchesa, la sorella di Eugenia, scriveva al tenore il padrone di mio fratello cugino. Affonso. Sì, ma compa. Io non posso ridere, io tengo una risata cattiva. Quando rido sono un po' scostumato, anche nei teatri mi cacciano fuori. Bella, una lettera proprio con certe parole, compadre. Azzucca e limone. Compadre, parole sconce. Parole di truono, compare mia. Chi lo povero marito se lo facevano proprio con passa e pignolo. Sì, compadre, perché fate sta lettera lì stracciata? No, sta qua. La tengo qua, l'ho portata, la voglio consegnare alla marchese, casomai sta con qualche pensiero che la perduta. Capisci, stasera un momento di solidarietà. Bravo, ma fai benissimo. È meglio regolarsi così. Questa è una pasta fino. Mi caro fatti bene. Pasca, ma che fai? Pasca, ti hai portato pure un panare, no? Sì, casomai finisce la roba che sta sopra un buffetto. Vengo qualche cosa Avrà no. Tu stasera vieni tutte cose, chi l'hanno certo, quando hanno bevuto si accatta i tarallo del cielo. Dica che fa? Ma tu che fa? Ti hai portato un ombrello? E si capisce, e se quando me ne vado viene a piovere che faccio? Ma parlami di cosa lei? I dolci, il gelato sono già asciutti. No, niente ancora. Pasca, non possono tardare. Voi vedi che ti esce un piatto forte. La zuppa è sul fritto. Ah, salute! Non preoccupare. Date la pasta, signoria, però sì. Grazie. Aspettate uno per me. Anna Carmen, grazie. A voi da buon. Alla salute nostra e alla festa di stasera che dopo tanta tribolazione viene un momento di luce e di felicità. Alla doletta di Cannonere e alla salute del padrone di casa. E della padrona di casa. Questa sì. Viva il padrone di casa! Ma cosa fa?
questo baccano? Cosa succede? Signore che si comprava un pantalone. Signori, scusateci tanto, stavamo qua fuori senza fare niente e abbiamo voluto fare un brindisi alla vostra salute. Ma come avete osato? Uscite fuori immediatamente. Un momento, signore, che uscite fuori? Non siamo mica fatti mariuoli. O simmi fatti cani? Chi è questo? Noi siamo stati invitati dal signore qui presente. Non è che siamo troppo nuovi. Come tu. Sì, volevo fare un improvvisato, ma non pensavo facessero tanto chiasso. E allora abbiamo della pazienza, ma scusate, ma allora non bisognava invitare noi altri. È vero, è stato un affronto. Sì. Certe svolte a sinistra non sono per me, la verità. Ci voleva proprio. Signori, scusate, ma voi sapete che mio marito ha dei momenti di pazzia. Uscite immediatamente, altrimenti chiamo i servi. Non c'è bisogno, che bisogno c'è? Noi ce ne andiamo, senza servi. Aspettate, compadre, aspettate noi. Signor, ne cacciate pure la filina vostra, quella che va cresciuta, si può dire. Ma quella filina che è cresciuta, io non conosco nessuno. Uscite! Voi non ci dovete trattare così, è che siamo fatti animali. Pensate che abbiamo tenuto vostra sorella in casa più di 6 mesi e con tutta la miseria nostra. Insomma, non per rinfacciare, ma non l'abbiamo fatta mancare niente. Andiamoci, e mo che viene vostro fratello, ce lo potete pure domandare. Mio fratello non si azzarderà mai più a venire in questa casa. È venuto solamente adesso per dirvi che non ha più bisogno di nessuno. Perché zio Raffaele che sta a portici pensando tutto quello che abbiamo sofferto io e che sta povera Amelia una cacciata all'amministratore e ci ha fatto donazione di tutto. Non me ne importa niente. Spero solo che ci lascerete tranquilli. Sì. No, Eugenio, voi mo siete uscite. Ti voglio dire solamente una cosa. Parlato piano, calmo, Sì. parlato piano e calmo. Noi siamo venuti qua credendo che ti avesse fatto piacere di sentire la notizia dello zio e di vedermi salvo e senza nessuna condanna. Parlato calmo, bravo. Se no non ci saremmo venuti e non ti avremmo visto come abbiamo fatto per tanto tempo. Freddo. Ma tu ma Ma tu con sta superbia e sto carattere che tieni ti assicuro che nessuno ti avrebbe sposato. Solo sta bestia, colonnello! Aspettate tutto quanto fuori, non li fai. Aspettate fuori che tanto poco sarete chiamati un'altra volta. Tu dici, ma come saremo chiamati? Dai aspettare pure donna Eugenia e la sorella che assieme a voi entreranno pure loro. Cammi. Aspettate. Aspettiamo solo. Scendo a fare tanta chiassa, guarda un po'. Ma tu quando te ne vai? Signor, questo è un pantalone che vi dovevate comprare. Signor, questo può pagare pure 1 milione. Non mi seccare, vattene. Io non me ne posso andare. Perché? Perché devo fare prima un'imbasciata alla Marchese da parte della sorella e poi me ne vado. A mia moglie? A me. Un'ambasciata di famiglia, signorina. Senti che ti vuol dire, no? Va avanti, sbrigatevi. Se ne devono andare, la sorella mi ha detto che è una cosa che devo dire a 4 occhi è di famiglia personale. Non mi porto via io il colonnello, appena hai saputo di che si tratta mi chiami, E sentite, signor colonnello, voi avete tutte le ragioni possibili, ma calmatevi, ve ne prego. Io sono stato chiamato adesso.
Parlate. Che cosa vuole mia sorella da me? Veramente non è la parte della sorella, ma sono io che vi devo parlare necessariamente. Voi? State in casa vostra, siete padrone di mettere alla porta chi vi pare e piace. Ma io sono un galantuomo, vi devo consegnare prima una lettera e poi me ne vado. Una lettera mia. Una lettera positiva, importante. E dove sta? Datemela. Un momento, signor. C'è prima una piccola storia per farvi capire, se no ti dice come te la trovi tu sta lettera. C'è una storiella prima che il mondo gira è una ruota, capito? E poi ve la consegno. Dovete sapere che io non sono solo. Oltre a Filini io ho pure un fratello cugino che si chiama Alfonso. Siamo gente modesta, ci arrangiamo a lavorare, a fare quello che è possibile, insomma, a secondo come dire il vento. Mio fratello cugino Alfonso fa il cameriere. 6 mesi fa si trovava al servizio di un tenore. È finita la corda. Questo tenore, signor, un giorno stava di buon umore, che sa, mio fratello l'aveva servito a dovere, insomma, per ricompensarlo prese 3 paia di pantaloni che non metteva più e li regalò a Alfonso. Alfonso, siccome spesso mi beneficava, non avendo monete, aveva preso questi 3 pantaloni e li mandò a me, dice, quelli se li vendo, eccetera. Il primo e il secondo mi hanno portato fortuna, il terzo, che sarebbe questo qua, vedete? Questo pure farà il suo dovere, si comporta bene, e questa è la lettera che io vi devo consegnare. Mo la leggiamo così vi rinfrescate anche la memoria. La conosco a memoria, non vi faccio perdere tempo perché l'ho studiata proprio da bene. Vita mia, cuore mio, anima mia, tu vuoi sapere se ti amo, ma che cosa posso fare ancora per fartelo credere? Non ti bastano i caldi baci di ieri sera, non ti basta il vedermi piangere sempre. Oh, credi, Alberto mio, credi al mio cocente amore. Non mi ricordare che ho sposato il colonnello e che oggi mi chiamo Laura Fercola. Io non amo quell'uomo, lo odio mortalmente, a te solamente amo ed amerò per tutta la vita Laura. Oh, per carità, signore, lacerate questa lettera. Un momento, signore, un momento. C'è sta un piccolo coscritto qua sotto. Guardate, domani, signore, facciamo andare. Domani sera ti aspetto alle 8, vieni senza meno, mio marito non c'è. Voglio accompagnarti io stessa a pianoforte all'aria della Lucia che tu canti con tanta grazia. Signore, ve ne prego. Sì, signor, con questa lettera che ci avete da fuori non potete fare tanto la ferlocca, signora mia. Scusa. Adesso se volete la lettera, signor, dovete fare 3 cose. Dovete fare pace con vostro fratello, dovete consentire al matrimonio di vostra sorella con mio nipote e dovete fare entrare un'altra volta tutta quella gente che avete messo alla porta. Fate questo, io vi do la lettera. No, lo fate, mi metto un cappello e me ne vado. Ma come volete che io... Signor, volete che io chi? Signor, voi avete capito la lettera che io tengo in tasca? È una lettera seria. Signor, io potevo farvi un ricatto, dicevo consegnatemi il gioiello. Signor, voi mi davate fino all'ultima spilla. Io sono un galantuomo, questo non lo faccio, alla fine dei conti vi ho chiesto 3 cose che fanno principalmente bene alla vostra famiglia, io che c'entro. Fare pace con vostro fratello, signore, siete dello stesso sangue, state in urto per tutta la vita,
succede una cosa a lui, una cosa a voi, state lontano, neanche lo sapete, poi vengono i pentimenti, la coscienza morde, e passi il tempo e per voi. A consentire al matrimonio di vostra sorella con mio nipote. E mio nipote è un bravo ragazzo, e poi quelli si vogliono bene da quando erano piccoli, sì, è una cosa che è nata genuina proprio da quando erano bambini. Signor, quello si sposano, o col vostro consenso o senza. E non è meglio che lo fate in comune accordo, in grazia di Dio, insomma, che è la meglio cosa è stare in pace, fare entrare quella gente che sta fuori. Sì, è stato invitato, l'ha fatto venire vostro marito, insomma, anche per, diciamo, per far fare una bella figura al colonnello che l'ha invitato. Poi se non potete proprio, che sentite che è più forte di voi, alzi un gol e me ne va. No, aspettate, Me ne va. lo farò. Però poi mi darete quella lettera. Sì, io sono un galantuomo, quando avete fatto questo vi consegno la lettera, per me non mi serve. Va bene. Giovanni. Comandante. Fate entrare di nuovo tutta quella gente che è lì fuori. Presto. A voi, trasite tutto quanto era nuovo. Ehi, Noni. O non c'è, abbracciate vostra sorella e pentite di quello che ha fatto e vuole fare pace con voi. Sora mia cara. Ma come hai fatto su cambiamento tutto assieme? È stato questo signore che mi ha convinta, facendomi riflettere su tante cose. Per ricompensa la signora acconsente al matrimonio della sorella con mio nipote. Di nuovo qui tutti quanti. Ma che succede qui? Che è successo? Cosa fai tu lì? Abbiamo fatto la pace, tutto è finito. È finita per te, non per me. Io sono stato chiamato bestia. Vabbè. Ma quanto che te l'avessi detto io. Non ci pensare più. Cocco mio. Hai chiamato Cocco, ho dimenticato la bestia. Con Eugenia poi qua avevo fatto poche parole per spiegarvi la causa, eppure due parole di scuse per il fatto che è successo. Sì, ma che scuse. Mio marito ha già perdonato del caso. Lo vuoi tu? Sì, ti perdono, qua la mano. Brava, mo voglio più bene prima. Signor, e noi che facciamo? Voi resterete qui a divertirvi tutta la serata. Non potete venire, La pace è fatta. Come la date? Ed ora faremo un bel valzer tutti insieme. Cosa? Io ballare con loro? Ma c'è mai sta... Ma perché ci tassi con lo so, Signor Conte, sentite a me, vi conviene, fatevi un giro di valzer con lui, vi conviene, di questi tempi non si sa mai. Ballate con me? Mangiate con tarallo. È bello il ballo con tarallo. Volete ballare bene, mangiate con tarallo. Con tarallo. Giocattoli antichi, signori, giocattoli fatti a mano, poco prezzo. C'è un ritorno all'antica, signori. C'è un ritorno all'antica.